inoltre volevo far fare un caro saluto a tutti voi da Manuela Dallaval, dell'Associazione di Conegliano, che molti di voi conosceranno perché da tanti anni come volontariato ha organizzato convegni qui in questa sede. Questa conferenza noi l'abbiamo creata in collaborazione con lei, quindi avrei piacere che prima vi salutasse. Un applauso, grazie. Per me è veramente una grande emozione vedere molta gente che continua ad informarsi e ha compreso che è molto importante per la salute e per il pianeta e per tutto quello che può servire per noi. E sono veramente felice di aver fatto questa cosa insieme a Francesca, è la prima volta, e quindi vi auguro di ascoltare Marcello Pamio, che so che è bravissimo, perché dei miei relatori mi hanno già parlato strabene di lui, anche se ancora non lo conosco. Ok? Quindi vi auguro una bellissima serata. Buona serata. Qui in sala vedo molti visi noti che ogni 13 del mese vengono a trovarci a Vittorio Veneto. Per chi non mi conosce, sono Francesca Salvador, il presidente dell'associazione Salus Bellatrix, che dal 2009 a Vittorio Veneto ogni 13 del mese organizza una conferenza. Infatti quella di questa sera è la numero 103 e gli argomenti che trattiamo sono i più disparati. Sono sia argomenti sulla salute, come quello di questa sera, di medicina, ma anche di economia, di geopolitica e tanti altri argomenti che hanno un filo conduttore, cioè cerchiamo di portare alla luce tutto quello che normalmente vogliono tenerci nascosto. Il relatore di questa sera, che ho il piacere di avere con noi, Marcello Pamio, è già stato un nostro relatore. Mi ricordo una bellissima conferenza che tra l'altro ho messo in rete e ho dato un'occhiata l'altro giorno, ha avuto anche quella sul diabete 144.000 visualizzazioni, quindi è stata molto apprezzata anche a livello nazionale. Con noi è stato anche l'anno scorso, è ritornato a Vittorio Veneto a parlare di questo argomento. Il suo libro è veramente un bel libro, scritto bene. Marcello poi si occupa da molti anni di questi argomenti, quindi la conferenza normalmente noi la svolgiamo in questo modo. C'è il relatore che espone il materiale, poi facciamo una piccola pausa per degli annunci, dei brevi annunci, e poi vi pregherei di tenere le domande per la fine, che così poi passiamo con il microfono e tutti possono sentire e soprattutto può sentire la camera, perché le nostre conferenze vengono riprese perché sia data anche testimonianza. Quindi noi per motivi di tempo non vi abbiamo fatto firmare a tutti il foglio della privacy. Sappiate che se non volete essere messi su YouTube, non essere visti, vi dovete portare alla fine della sala e magari poi non intervenire, perché questa conferenza fra un 15-20 giorni sarà messa gratuitamente a disposizione di tutti. Vi auguro un buon ascolto e ci vedremo dopo. Vediamo, dopodomani il dottor Roberto Gava andrà alla Santissima Inquisizione, cioè l'Ordine dei Medici di Treviso, l'11 aprile toccherà il dottor Paolo Rossaro. E questi grandi medici, non banali laureati in medicina e chirurgia, che ce ne sono tanti, pure troppi, sto parlando di medici con la M maiuscola, bene, rischiano di essere arrabbiati dall'ordine. Uno, perché ha scritto libri scientifici, sto parlando di Gava, tossicologo, farmacologo, cardiologo, togliamo la cardiologia, tossicologia e farmacologia, cioè uno che può insegnare cosa sono i farmaci, ha scritto un libro sui vaccini, scientificamente inattaccabile, con 1200 fonti bibliografiche, viene attaccato, massacrato e vedremo dopodomani. Quindi vi invito entro domani, perché naturalmente è mercoledì, di entrare o nel mio sito, andate su Facebook, nelle mie pagine, non perché è il mio, non me ne può fregare di meno. C'è un appello però da mandare un'email a 3 indirizzi email riportando una lettera inviata destinatario a Zaia che prenda posizione nell'ambito della difesa di un medico come il dottor Roberto Gava. Nel totale libero arbitrio, uno va a fare i vaccini? Va benissimo. Ci deve essere però anche dall'altra parte la libertà che se io obietto
per X motivi devo essere libero di poterlo fare. Bene, l'11 aprile toccherà al dottor Paolo Rossaro e lì molto probabilmente arriveremo a qualcosa di pesante. Mi auguro di sbagliare con tutto il cuore, però purtroppo ci sono tutti i tasselli che si incastrano in maniera purtroppo troppo precisa. Ecco. Quindi che cosa stanno facendo? Stanno bloccando le mani ai medici e le bloccheranno noi, perché se io voglio intraprendere un percorso diverso dai canonici devo pur trovare un medico che mi segua. Quindi la strategia è perfetta. Di strategia vi parlerò stasera, quindi vi ripeto, io mi occupo di alimentazione, insegno a stare meglio in salute, insegno la salute, come diceva Ippocrate. Di base c'è l'informazione, quindi mi occupo da ben 1999 con disinformazione.it, quindi tutto quello che normalmente non viene detto, io cerco di divulgarlo. Finora è andata sempre tutto bene, vedremo poi se passerà la legge depositata in Senato il 7 febbraio sulle fake news, vedremo se poi continuerò a poter pubblicare notizie, visto che la strategia dal punto di vista mediatico è quello di chiudere tutti i blog e siti, Facebook, Twitter, tutto quello che viene pubblicato che va fuori dal seminato. Quindi ve lo dico che magari questa piccola decreto legge è passato magari nella maggior parte delle persone così in maniera sfuggevole. Depositato 7 febbraio scorso da un ex Movimento 5 Stelle, adesso è un movimento di quelli indipendenti, ha presentato e firmato da maniera trasversale da quasi tutti i partiti politici, dal PD, dalla Lega, da Forza Italia, eccetera, morale, la legge sulle fake news, che in italiano vuol dire balle, bugie. Però è talmente sottile che rischia la maggior parte dei, almeno il 90-95% dei siti, dei blog e delle pagine Facebook. È vero che c'è tantissima spazzatura fuori da ogni discussione, ma con questa motivazione qua chiudono tutti quei siti che magari hanno un loro seguito. Questa è la strategia. Quindi vedremo sempre di più un regime totalitario che si sta affacciando all'orizzonte. Non passerà mai questa legge, almeno me lo auguro, però non si sa mai. Bene, la fabbrica dei malati, lo struzzetto qua lo troveremo anche dopo. Ve l'ho scritto subito perché quando ho visto tanta gente che arrivava ho detto ma hanno capito il tema della serata, forse è sfuggito qualcosa, magari si pensa che parliamo di Sanremo. Parleremo della fabbrica dei malati, parleremo di questo libro che ho scritto come atto dovuto, come dovere morale, perché ho visto troppe persone entrare, parlo di amici e parenti, entrare sani, non sto parlando di persone malate, sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, persone sane, entrate in certi meccanismi che adesso io qui molto velocemente vi spiegherò, nel libro è tutto dettagliatamente descritto, e non sono più uscite. Quindi ho detto c'è qualcosa che non torna. Mi sono informato, potete farlo anche voi, perché se l'ho fatto io lo può fare chiunque, e ripeto, non sono medico, quindi prendete con le molle tutto quello che vi dirò, anzi non credete neanche ad una parola. Vi muovete, cercate, perché le cose ci sono. E le cose sono estremamente importanti, perché qui di mezzo c'è la salute di centinaia di milioni di persone, di bambini, che entrano in certi meccanismi e non ne escono. Quali sono le principali cause di morte? Lo sanno tutti: malattie cardiovascolari, cancro, e la terza però è molto interessante. Bene, la prima è malattie cardiovascolari. Parlo di dati ufficiali, questa è la versione ufficiale che io però un po' modifico per l'esperienza. Una persona su 3 muore per patologie cardiache, infarto, ischemia, ictus, eccetera, in America, 1 su 3. Un americano ha il 41% di contrarre il cancro nella propria vita, anche qua i dati non lasciano spazio a molti dubbi, 41%. Siamo praticamente arrivati, un uomo su 2, una donna su 3. Nell'arco ad oggi, tra 5 anni sicuramente cambierà, arriveremo a 1 su 2 tutti, rischia statisticamente di entrare nell'ambito tumorale. Sto parlando di dati ufficiali, quindi non dovete toccarli subito, aspettate un attimo. Terza causa di morte, le cause iatrogene, cioè i medici, non in quanto tali, ma come errori, operazioni sbagliate, ma soprattutto effetti collaterali dei farmaci. Se andiamo a vedere uno per uno, e qui non posso per motivi di tempo, se no finiremo domani, entriamo nel primo,
Le persone che muoiono, ma quasi tutti hanno la statina per il colesterolo, quella dell'ipertensione, il protettore gastrico, il fluidificante, eccetera, eccetera. Nell'ambito 2, la maggior parte delle persone che entrano in questo disagio chiamato tumore, è ovvio che la stragrande maggioranza fa i protocolli, sto parlando di farmaci. Quindi se andiamo a vedere e spacchiamo il capello in 4, la realtà è che molto probabilmente la prima causa di morte al mondo, sapete cos'è? Le medicine, qualcuno ha avuto il coraggio di dire, ed è proprio così. Molto probabilmente, e si sbaglia di poco, adesso è inutile stabilire chi ha il podio piuttosto che il secondo posto o il terzo, siamo sempre nell'ambito veramente di informazioni che possono interessarci e che ci interessano. Quindi una delle prime cause, molto probabilmente la prima, sono i farmaci. Il killer silenzioso, come è stato coniato da un grandissimo personaggio che tra non molto arriverà anche in Italia, che è il direttore del Nordic Center di Copenaghen, il Cochrane Center di Copenaghen, un medico con una laurea anche in biologia ed è considerato uno dei massimi esperti mondiali di medicina. Ha scritto un libro recente, Farmaci letali e crimine organizzato. Se l'avessi scritto io sarei tacciato di chissà che cosa, ma l'ho scritto uno dei personaggi più illustri a livello planetario, uno dei più intoccabili come curriculum, ed è un libro veramente che mi ha fatto venire la pelle d'oca. Lui arriva a dire che i farmaci ad oggi uccidono più delle guerre. Direttore del Cochrane Center, che magari la maggior parte di voi neanche ha mai sentito nominare, è uno dei centri più indipendenti al mondo, non fanno studi perché loro non hanno soldi, ma loro prendono gli studi, fanno le cosiddette revisioni sistematiche, prendono gli studi e siccome sono dei centri fatti da oncologi, epidemiologi, statistici, eccetera, eccetera, scienziati, si parla di migliaia di scienziati che partecipano in maniera del tutto gratuita a questa istituzione che non riceve finanziamenti privati, ricordatevi questo tassello importante, è uno dei centri che dà più fastidio alle case farmaceutiche, perché sono i centri che riescono a analizzare gli studi, a spolparli e dire sì, questo è fatto bene, ma qua avete manipolato i dati, siete dei cialtroni. Libro suo, Medicine letali e crimine organizzato, è uscito da pochi mesi, è qualcosa veramente di inquietante che vi consiglio di leggere per chi vuole capire un attimo come funziona l'ambiente. Quindi arrivare a capire questo è importante. Guardate questo documento che ho trovato da pochissimo, da qualche giorno. Questo è un ente che fa ricerche per le case farmaceutiche, quindi non è un'associazione di omeopati, è un ente di ricerche, di marketing delle case farmaceutiche. Ha analizzato quelle che sarà l'andamento dei farmaci fino al 2022. Guardate, le prescrizioni di farmaci in miliardi di dollari, non sono milioni, miliardi. Oggi 822, 2022 1120 miliardi di dollari. Qual è la previsione? Che siamo sempre più ammalati per loro, continueremo a prendere farmaci e costantemente anno dopo anno. Crisi economica, non fa né caldo né freddo. Spread, ma che cos'è lo spread per una casa farmaceutica? Questi continuano a crescere anno dopo anno a prescindere dalla crisi. Volete vedere anche qualche nome? 1120 miliardi ogni anno. La guerra fa ridere, la guerra al terrorismo fa ridere in confronto alla guerra, alla malattia. Guardate i nomi, Roche, Novartis, Pfizer, eccetera, eccetera, con l'andamento in miliardi. Andiamo a vedere qualche altro nome, quali sono le aree terapeutiche più interessanti per le lobby. Cosa ci sarà mai al primo posto? Il cancro. Guardate il tumore, oncologia, guardate la cifra, non so se riuscite a vederla in fondo, primo posto in assoluto con 190 miliardi solo di farmaci in oncologia, e il secondo posto, che Francesca prima ha parlato del diabete, che me ne occupo in maniera trasversale, essendo uno dei fondatori dell'associazione Oltre il Diabete, quindi abbiamo tantissime persone che buttano via anche l'insulina, parlo di diabete tipo 2, naturalmente che per fortuna il 90-95% delle patologie che riguardano il diabete, ma anche il diabete che sta riguardando e interessando sempre più persone, è al secondo posto e addirittura 3 volte inferiore per interessi economici.
Quindi, che ci piaccia o non ci piaccia, oggi il cancro fa PIL. È brutto da dire, ma se non lo comprenderemo non arriveremo neanche minimamente a vedere cosa c'è dietro l'angolo nell'ambito delle terapie. Nessuno, ve lo posso assicurare, ma non credetemi, ma dovete informarvi, nessuno sta cercando di debellare il cancro, nessuno, neanche il diabete. Stanno cercando di cronicizzare le patologie, non sto parlando dei medici, mi raccomando, sto parlando delle industrie, sto parlando dei vertici delle piramidi del potere, cioè coloro che manipolano, questi signori qua, quelli che abbiamo visto qui, che sarebbe Big Pharma, cioè le principali multinazionali che controllano la totalità dei farmaci, delle strumentazioni, degli apparati e purtroppo anche delle università. Le aree terapeutiche, quindi il cancro. Andiamo a vedere chi guadagna sul cancro, sempre i soliti, la Roche, la Bristol Myers Squibb, la Johnson Johnson che non fa solo i shampoo, la Novartis, la Pfizer, AstraZeneca, eccetera, eccetera. Big Pharma, cancro, con gli interessi riportati per industria. Chi guadagna i vaccini? Perché ci dicono, ma i vaccini a fine conti non è proprio una grande cifra, le vaccinazioni pediatriche. Guardate qua le vaccinazioni, stiamo parlando di 36 miliardi di dollari ogni anno dopo anno dopo anno. Stiamo parlando di cifre che, se vogliamo trasferire in lire, stiamo parlando di migliaia di miliardi, cioè finanziarie ogni anno vengono investite in vaccini e vanno a ingrassare le casse delle lobby della chimica e della farmaceutica. Entriamo nella tematica di questa sera. Prendiamo più farmaci perché siamo più ammalati? O siamo più ammalati perché prendiamo più farmaci? Bella questa, eh? La risposta ve la lascio a voi, perché tanto lo capirete alla fine della serata. Altra domandina interessante. Facciamo più esami perché siamo più ammalati? O siamo più ammalati perché facciamo più esami? Anche questa ha la sua valenza e il suo interesse. E anche questa verrà, non vi do una risposta perché sarà integrata con quello che vi dirò. Capiamo un attimo la lingua. Ecco, se solo questo vi porterete a casa questa sera, ieri ero a Modena in un congresso con parecchi medici, oncologi da Torino, Milano, Roma. Dico che qua in Veneto siamo molto più avanti, c'erano 20 persone, convegno a Modena. E quindi qui in Veneto c'è un movimento di coscienza, io lo vedo serate come questa, quindi denota che c'è in atto un grandissimo cambiamento, un'elevazione della coscienza collettiva. Certo, serve il suo tempo per vedere il grande cambiamento del sistema, però si parte sempre dal piccolo. Bene, iniziamo a capire la lingua. Screening, e qui ricordatevi questi termini. Screening, che oggi noi pensiamo sia prevenzione, perché ce lo dicono in tutte le salse, con le pubblicità, con i volantini delle ASL. Screening è un verbo inglese che vuol dire cercare, punto. Cerco, scandaglio. Diagnosi, lo dice il greco, diagnosi, conoscenza per mezzo di uno strumento, mammografo, esame del sangue, delle urine, proctoscopio, eccetera. La diagnosi vede o non vede il problema. Lo screening, cerco, non è prevenzione, ricordatevelo questa. La prevenzione lo dice sempre il greco, prevenire, prima che mi venga. L'esame non può e non potrà mai prevenire un problema. L'esame vede, come vi dimostrerò, vede anche malissimo, perché ci sono i falsi positivi, i falsi negativi in ogni esame. È lo stile di vita nostro che fa la prevenzione, quello che non viene a occuparsi la medicina odierna, non ci si occupa di prevenzione primaria. Che cos'è la prevenzione primaria? Che cos'è secondo me la prevenzione? Alimentazione, poi attività fisica, poi stress, poi dormire giuste ore, ci sta, sì, ci sta. Poi essere felici, ci sta alla grande. Pensiero, sì, collegato con il discorso di essere felici. Beh, ho detto che qua in Veneto siamo tanto avanti.
Lo stile di vita, che è la vera prevenzione, è quello più o meno che avete detto. Per me, per quello che può valere, è non in ordine di importanza. Alimentazione. Ogni giorno quello che mangiamo diventeranno cellule. Acqua che beviamo. Movimento corporeo, non sul water, sì, è fondamentale anche quello, intendo movimento quotidiano. Aria, primo alimento anche per Ippocrate, l'aria che respiriamo. Aspetto mentale, spirituale, emozionale, chiamatelo come volete. Stress strettamente collegato, però trovare delle valvole di sfogo è fondamentale. Questo, a grandi linee qualcos'altro, però questi sono i più importanti, ci mette nelle migliori condizioni di evitare le patologie, di stare nel miglior modo possibile. Questa è prevenzione, non è fare screening o esami, non può prevenire. L'esempio, ma è nel cuore di tutti voi, perché uno fa la mammografia negativa, 2 anni dopo fa mammografia negativa, 2 anni dopo fa mammografia positiva. Dov'è la prevenzione? Non c'è stata la prevenzione. La prevenzione è cercare di mettersi nelle migliori condizioni fisiche, mentali e spirituali. Punto. Dopo se prega, che aiuta sempre. Un esame, che sia il mammografo, un esame del sangue e delle urine, è solo diagnosi. Cerca o non cerca, vede o non vede un problema. Quindi un esame, qualsiasi esso sia, non è preventivo e non lo sarà mai, è diagnostico. L'esame vede, faccio la mammografia, faccio l'esame del PSA, dopo voi maschietti vi sistemo col PSA. La prevenzione che cos'è? È mettermi nelle migliori condizioni. Non ho detto che così uno non si ammalerà mai, ma vi posso assicurare che lo vedo da mattina a sera, certamente molto meno di uno che non fa assolutamente nulla e magari continua anche a cercare. Ricordatevi il detto, chi cerca trova, e tante volte non si è pronti per quello che verrà fuori. Quanto importante è l'informazione? Io qua non perdo neanche tempo, anche perché è la mia vita. Cioè io sono nato per comunicare perché mi piace, non perché ho talenti, ma perché quando lo faccio sto bene e sento che è utile per me e magari anche per le persone. Quindi a me piace proprio insegnare, infatti il mio lavoro è insegnare, non è certo scrivere libri, perché quei libri fai la fame. È solo un modo per veicolare in maniera anche più, massiccia l'informazione che normalmente io porto in radio, Radiogramma 5, che porta alle serate, alle conferenze. Quanto è importante? Bene, c'è uno studio che secondo me sarebbe da premiare, ma non so neanche con che premio, perché il premio Nobel no, stanno dando il premio Nobel per la pace a dei terroristi, ma questo personaggio, dove io ho attinto la maggior parte delle informazioni che vi porterò questa sera, si chiama, perché è vivo, Gianfranco Dominighetti. Nessuno lo conosce. È stato il direttore della sanità del Ticino per 30 anni e passa, cioè il Ministero della Salute lo dirigeva lui. Insegna a Losanna e a Ginevra, un pezzo da 90. Va a parlare a migliaia di medici, gli dice le cose che io vi dirò questa sera. Bene, lui in Svizzera cosa ha fatto? Ha fatto uno studio, secondo me epocale. Basterebbe questo studio e voi potreste andare fuori, magari comprando il libro, tutti felici e contenti. Che cosa ha fatto? Guardate, ha preso 900 persone, le ha divise in due come voi altri, destra e sinistra, e non c'entra la politica, mi raccomando. Destra e sinistra, 450 di qua e 450 di là. A voi di destra, a caso il primo siete più vicini, che cosa ha detto? Disponibilità ad accettare uno screening in funzione dell'informazione che voi avete ricevuto. Quindi a voi di destra, a voi di sinistra tappatevi le orecchie, vi è stato detto questo. Ve lo dico io a parole senza che state a sforzare la vista, che dopo diventate anche ciechi. Durante un esame dal vostro medico, siete disposti con un piccolo prelievo del sangue a cercare anticipatamente il cancro al pancreas? Diagnosticare precocemente il cancro al pancreas? La maggior parte di voi ha alzato la mano e ha detto: ma dottore, è a gratis l'esame? Sì, è tutto gratuito, perché in Italia ragioniamo così. Quando è gratis ci fiondiamo. E il medico gli ha detto: è gratuito. Ecco la risposta. 6 su 10 hanno detto: se è gratis io lo faccio. I talebani, ma neanche per sogno, un quarto.
i più intelligenti, e denota che in Italia, in Svizzera, ma più o meno siamo anche qui da noi, il livello medio di intelligenza è tanto basso, siamo intorno al 14%, dice non mi fido di lei, voglio un altro parere che secondo me sono i più intelligenti. Chiaro? Bene, attenzione a voi, perché questo studio mi fa venire i brividi ogni volta che lo dico. A voi che cosa ha detto il medico? Ha detto questo: durante un banale esame dal vostro medico di famiglia, volete fare un piccolo prelievo per cercare precocemente il cancro al pancreas? Però a voi vi è stato detto questa cosetta qua. Attenzione, il test non è preciso, 70% di falsi positivi. Sapete cosa vuol dire? 7 persone su 10 va a casa con una diagnosi di cancro al pancreas che non ha. Cioè pensate, psiche, paura, vivo con la paura per giorni. Infatti dopo cosa gli dice? Guardate che verranno fatti esami supplementari appunto per capire se è un falso positivo. Sapete cos'è il falso positivo? Vuol dire che l'esame vede la patologia ma io non ho niente. Questo si chiama tecnicamente falso positivo. Nel test del cancro al pancreas raggiunge il 70%. Dopo vedremo se mammografia qual è il livello. Poi che cosa vi dice a voi? Guardate, per fortuna in Svizzera solo 11 su 100.000 è colpito dal pancreas, quindi l'incidenza è bassissima. Tiriamo un sospiro di sollievo. E in più che cosa vi dice? Guardate, su 100 persone che ce l'hanno realmente, solo 2 sono vive dopo 5 anni e intorno allo 0 dopo 10. Ecco la risposta. Sono più intelligenti loro e voi no? No. Voi avete ricevuto un'informazione parziale. Quando vi vanno a casa le tedesche sui vaccini, che cosa vi danno secondo voi? Quando vi invitano a portare i vostri bambini di 12 anni per fare il papilloma virus, così potrà fare sesso liberamente tranquillo, che informazioni vi danno? Io le ho lette le lettere. Quando ho letto la lettera della ministra Turco, dopo averla letta tutta, ero lì per andarmi a fare anch'io il papilloma virus. Cioè, sono talmente convincenti e bravi. Guardate come se ve li metto insieme, perché questo studio è uno dei più belli che abbia mai trovato. Dubito che ne verranno fuori ancora fatti così, perché Domenighetti è un illuminato ed è economicamente lo può fare perché se li finanzia lui. Guardate, pubblicato su una rivista scientifica. Guardate insieme. Non è che i due gruppi sono stati divisi per laurea e non so, diploma a caso, ma loro hanno ricevuto un'informazione non diciamo corretta, sì è più corretta, però più ampia. Loro hanno avuto l'informazione ampia e hanno detto: ma che cavolo non cerco il cancro al pancreas, che se anche me lo trovano, prego, e tanto vado al di là della soglia, più o meno come tutti quelli che vengono colpiti al cancro al pancreas, che poi seguono i protocolli ufficiali. Visto come cambia la percezione della malattia e poi anche della cura, se io ho l'informazione? Ricordatevi questo, perché a livello televisivo, a livello di media, non ricevete l'informazione completa, ricevete solo la parte sinistra dello schermo. Chiaro? Guardate come non accetta, è diventato al posto dell'accetta, il accetta test è diventato più o meno come quello che voleva il secondo parere, ma la chiave di lettura è che quando io ho un'informazione allargata so meglio, non dico che so cosa fare, so meglio cosa fare. In questo caso non ha senso cercarlo, perché se anche lo trovano non hanno gli strumenti oggi per curarlo. Studio da brivido. E veniamo alla creazione di malati, che se c'è qualcuno che ancora non ha ben capito, anche perché è qua appunto per ascoltare, come possono creare i malati? Semplicissimo, ogni giorno, e sicuramente molti di voi anche ci sono dentro. Come fanno? Ma iniziamo con abbassare i valori di normalità: colesterolo, trigliceridi, glicemia, ipertensione e compagnia briscola. Volete l'esempio? L'esempio più stupendo è il colesterolo cattivo, anche perché è recentissimo l'abbassamento, è di agosto scorso, qualche mese fa. Però non tutti hanno colto delle informazioni che naturalmente non possono avere perché i giornali non le danno. Hanno dimezzato, vedete, l'LDL, il colesterolo cattivo. Questo è stato deciso a Roma dalla Società Europea di Cardiologia ad agosto. Tutti all'unisono, dobbiamo dimezzare il colesterolo cattivo perché per il bene della popolazione.
Ok, attenzione alle date. 1 anno e mezzo fa, 2 ditte, l'Amgen e la Sanofi Pasteur, hanno chiesto agli enti che supervisionano i farmaci, l'FDA americano e l'EMA europeo, hanno chiesto l'autorizzazione di un farmaco anticorpo monoclonale per il colesterolo. Sì, qui nulla di strano. La cosa interessante è sapere di quanto questi farmaci abbassano il colesterolo cattivo. Della metà. Questi sono dei geni. Sono entrati in commercio questi farmaci. Quindi hanno dimezzato il colesterolo cattivo perché avevano già pronti i farmaci che lo dimezzavano. Questi sono dei... Io mi prostro davanti a questi illuminati di luce un po' scura, però bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Quindi capite come funziona? Io nel libro lo spiego per tantissimi farmaci. Quando hanno la molecola pronta, parlo del principio attivo, parlo del farmaco, pronto per una patologia, ma manca la patologia, la creano. E c'è già il farmaco pronto. Gli esempi, guardate, sono tantissimi nel libro, proprio tantissimi. Quanto costano? Ve lo dico io quanto costano. Una marea, molto più delle statine, che adesso stanno diventando un po' obsolete, le statine. Quindi tra poco si passerà, chi usa la statina, arriverà il medico che consiglierà, perché gli arriverà la comunicazione dall'OMS, piuttosto che dal Ministero della Salute, guardate, bisogna prescrivere i farmaci anticorpo monoclonali. Cifre folli. Questo è un trattamento. In Italia devono ancora decidere, però viaggia dai 8, 9, 10 mila euro un trattamento per il colesterolo con questi nuovi farmaci. Chi paga? Pantalone. Solo il problema è che il sistema sanitario sta deflagrando ed è questione solo di tempo che salta tutto, perché non ci può stare e non ce la potrà mai fare in un contesto dove il cancro assorbe 100 miliardi all'anno solo di farmaci. Quindi ecco come fanno, abbassano il valore di normalità. Glicemia, trigliceridi, ipertensione, e quello che era sano il giorno prima adesso è diventato malato. Guardate che i medici si basano su questi parametri, Questi sono poi i parametri. La glicemia 140 è diventato 126, i medici si basano su quei parametri, ricordatelo, per mandarli poi a fare dei approfondimenti o degli accertamenti dal professionista di turno. Bene, ometti, aprite bene le trombe di Eustachio. Il PSA, che viene fatto normalmente a livello di medicina di base, non è la glicemia, non è un valore dello zucchero del sangue o dell'ipertensione, è un marcatore tumorale, ricordatevelo, perché è un conto che la mia glicemia sì, su, giù, va bene, è un conto che se questo sale, il medico, panico totale, ricordatevi. Quindi il PSA è un marcatore tumorale, non è che può essere fatto così come fosse tirare un dado sopra un tavolo da gioco, è un marcatore tumorale. Oggi come oggi 4 è il valore sotto il quale si è in salute, sopra il quale si accendono tutti i campanelli d'allarme nello studio medico, perché se io vedo una persona con 5, io medico sono tenuto a fare qualcosa, mandarlo a fare accertamenti dall'urologo piuttosto che da qualcun altro. Quindi 4 indica che cosa? Approfondimenti. È chiaro? Quali sono gli approfondimenti? Dito medio nel retto, quando va bene, magari qualcuno può anche piacere, per sentire se la prostata è gonfia. Oppure biopsia con un ago da maglie lungo 30 cm che fa così dei prelievi a caso da 6, 12, 18, 20, 30 e ho sentito anche 33 buchi su una ghiandola che è così. Come fare l'ok? 3 cm, una noce che il Padre Eterno ci ha messo in un posto che non posso fare gesti, potrei essere visto come osceno, perché poi magari su YouTube tagliano questo e dicono guarda quanto osceno è Pamio, del perineo, dietro, in un posto nascostissimo ed è invisibile, se non al dito medio del medico. Eccola lì la prostata, la natura perfetta
e l'uomo è tanto perfettibile, ma la natura è meravigliosa, l'ha messa in un punto irraggiungibile ed è una ghiandola sensibilissima agli ormoni, per quello è uno degli organi più attaccati dai tumori, il primo nell'uomo, nella donna è il seno e prostata, siamo lì, quindi voi donne anche non ho la prostata, fate i vostri, ecco, ragionate nel vostro seno, sono le ghiandole più sensibili all'inquinamento ambientale, ormonale, pesticidi, eccetera, e nell'uomo è stata nascosta in un punto, attaccata al retto da fibre nervose, quando la tocchi con la chirurgia, incontinenza e impotenza. Questo normalmente non viene neanche detto in maniera esplicita. Dicono, no, guarda, abbiamo la robotica, fanno un lavoro di fino. Se la tocchi, incontinenza e impotenza, perché è attaccata a fibre nervose che è impossibile non creare un danno irreversibile. Allora avere un uomo di 50 anni, come ho conosciuto io, col pannolone per tutta la tua vita, non è piacevole. Uno dice 80 anni, vabbè, ho finito di andare in giostra, per modo di dire, mi metto, tacco al chiodo, ecco, la mutanda, ma fannolone in potenza, ripeto, dal punto di vista psicologico è molto debilitante. Ci sono persone che si sono lasciate morire, dopo vi dico anche da dove ho tratto queste informazioni e da chi le ha scritte queste informazioni. Ok? Quindi la biopsia è un vero e proprio intervento a cui si rischiano anche infezioni all'ordine del giorno, perché se entra colago o qualcosa, lì siamo all'interno del corpo umano e può creare infezioni. Il valore del PSA4 è stato scelto in modo scientifico, ovviamente, certo, 4 l'hanno scelto in maniera del tutto arbitraria. Quando ho letto anche questo in un libro di uno dei massimi esperti al mondo di prostata, o meglio, è brutto dire di prostata, di PSA, veramente mi è venuta anche a me la pelle d'oca. Il test col valore 4 è stato scelto assolutamente in maniera arbitraria. E vi ricordo, perché a tanti sfugge, che 4 è scritto in nanogrammi per millilitro. Vuol dire che il laboratorio cerca, in un campione di sangue microscopico, cerca le particelle a 1/1000 di grammo per millesimo di litro. Non so per niente cosa stanno cercando, talmente microscopico è. Quindi è facile anche sbagliare o di qua o di là. Peccato che poi questo numero 4 determina veramente una condizione che io entro in un percorso, io ne ho visti diversi, soprattutto di una certa età, e non tornare più fuori. Eccolo qua, lo strumentino magico, anzi mi sa che è più di 30 cm, con il quale vengono fatti questi micro prelievi a caso. Perché a caso? Perché la ghiandola non può essere vista e quindi loro aumentano statisticamente la probabilità di cuccare, pensate quanto scienza è, cuccare delle cellule cancerogene. Tu fai su una ghiandola così 30 buchi e credo che dopo ti viene fuori qualcosa di poco piacevole, ok? Ripeto che è una ghiandola sensibilissima, nascosta appunto perché non deve essere toccata. Eppure l'uomo fa tutto questo. Qual è la realtà? Non esiste un livello che garantisca l'assenza di malattia. Ci sono stati tumori trovati in PSA inferiore a 1. Uno dice, vedete che la prevenzione non è l'esame, è solo diagnosi. Io faccio il PSA, mai fatto, non lo farò mai, me lo faranno forse da cadavere, se mai troveranno poi il sangue per poterlo fare. Mi fanno l'esame, io ho 2, penso che sono in una situazione ottimale perché 2 è ottimo, è sotto 4, anche 3 è buono, 1 è straottimo. Non è vero. Posso avere un tumore col PSA inferiore a 1, ma allora di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Volete vedere qualche dato sui cadaveri di qual è l'incidenza di tumori alla prostata? Adesso mi raccomando però, uomini, le mani fermi sulle ginocchia. 40-49 anni, questi sono tutti morti non per cancro, in incidenti stradali. Quindi uno potrebbe dire per karma, ma non per cancro alla prostata. Guardate l'incidenza, 4 su 10 di giovani, 7 su 10 dai 60 ai 70 anni, 8 su 10 dopo i 70 anni. Ce l'hanno tutti, fermi con le mani. Ce l'hanno tutti, ma uno potrebbe dire mamma mia inquietante, no,
perché se vi dico che non c'è nulla da preoccuparsi. E non lo dico io, mi raccomando, dopo vi dirò il libro e l'autore di queste informazioni sconvolgenti. Chiaro? Sopra i 70 anni, fare test del PSA, come ho avuto modo di avere e riscontrare io di una persona che mi ha chiamato 83 anni e il medico gli aveva fatto l'esame del PSA, è da arrestare per me quel medico, perché tu non puoi fare un esame o uno ultra ottantenne del PSA, è matematico che trovano qualcosa, infatti hanno trovato, e gli ho detto ma cosa pensi di fare? Allora andare sotto i ferri, che non ti alzi neanche più dalla sala operatoria, 83 anni, cosa fai? Radioterapia, chemioterapia, chirurgia? Quindi vedete che queste sono cose importantissime da sapere e gli urologi le sanno, perché un mio amico urologo bravo sa che è vietato fare sopra una certa età il test del PSA, mi dicevi intorno ai 65-70, è vietato moralmente, anche c'è scritto il cartello ti arrestiamo, no? Arrestano un Rossaro, un Gava perché criticano i vaccini piuttosto che aiutano le persone in percorsi scelti dalla persona stessa. No, questi non gli succede nulla, però moralmente non puoi farlo perché lo sanno che viene fuori qualcosa. Ma il lato positivo qual è? Eccolo qua. Che alcuni muoiono di cancro alla prostata, ma quasi tutti muoiono con il cancro alla prostata. Questo è un vecchio detto che è oggettivamente verità. Se io però non inizio a toccare, e vediamo i dati concreti. Ecco qua qual è la mortalità di cancro alla prostata. Guardate in America, 240.000 uomini, tutti diagnosticati col PSA perché li si fa a tamburo battente. Ecco la mortalità, qual è il rischio? 3%. Sapete cosa vuol dire questo dato? Vuol dire che il 97% è sovradiagnosi, cioè tumori incistati in situ lì nella prostata, normalmente è un accumulo di tossine perché il nostro ambiente è strainquinato, ce ne saranno sempre di più, ma non crea nessun tipo di problema, se non fare qualche pipì in più, cioè mica sconvolgente, rispetto che iniziare a toccare e venire fuori orizzontale. Sbaglio? 97% vuol dire che la stragrande maggioranza, per non dire la quasi totalità, sono situazioni da non toccare. Naturalmente l'ho sempre visto caso per caso, poi vi sto dando i numeri in generale. Numeri reali, non è che mi sono sognati di notte, non canalizzo nulla, io leggo tanto quello che mi interessa leggere. Quindi sovradiagnosi è il 97%. Però se una sovradiagnosi tu inizi a toccare, cavare via, perché naturalmente c'è la prostatectomia, che è un'operazione rischiosissima per infezioni anche mortali, ma poi c'è tutto l'impatto che vi ho detto prima, impotenza, incontinenza, va bene? Per fortuna che ci hanno fatto poi il pene meccanico da 30-40 mila euro. Quando ho letto questo libro mi è venuta veramente tristezza vedere poi le lettere di testimonianza di persone che non sono state avvisate dei rischi, e poi è stato prospettato il pannolone alla vita, e anche lì ci sono interessi economici enormi e questi meccanismi idraulici per poter fare l'amore con la propria compagna. Cioè, non dico niente che è meglio. Guardate quando è stato inserito il PSA, questa è la curva nera, è la curva della diagnosi, cioè il numero di tumori alla prostata. Guardate quando è inserito il PSA, da quando è iniziato a schizzare su, ok? E quindi ci dicono, ma no, prima lo trovo, meglio lo curo. Sto par di... Guardate, la mortalità è anzi aumentata, la curva nera, la riga è la mortalità, ma l'incidenza è schizzata su. Questi hanno tutti quanti sovradiagnosi, cioè non tumori che ti portava a tomba, banali tumori incistati di cui l'uomo è pieno nella prostata e la donna tiroide e seno, che dopo vi dimostrerò con i dati. Ma io non lo so, devo approfondire, entrare nei meccanismi e difficilmente poi ne esco. La comunità medica deve fermare l'uso inappropriato dello screening PSA come viene fatto oggi. È un conto che io, se seguo in Fallout una persona col tumore che sta facendo delle terapie, vedo e verifico, allora lì ha un suo senso misurare il PSA prima, durante e dopo. È un conto farlo come vengono fatte oggi vaccinazioni, a tappeto, in base all'età. Sì, ma magari mio figlio a 60 giorni di vita non è pronto rispetto a un altro magari che forse, dico forse,
io non sono assolutamente a favore delle vaccinazioni pediatriche, tutt'altro, ma quando qualcosa viene fatta a tappeto, c'è sempre qualcosa che non torna, ci sono dei rischi enormi, non guardano caso per caso, singolo, lo analizzano, sì ok qua va bene fare il test del PSA, viene fatto a milioni di persone a prescindere e il rischio è questo, risparmiare miliardi di dollari e salvare milioni di uomini da inutili trattamenti debilitanti. Il test non è più affidabile del lancio di una moneta. Mai avrei sognato, chi ha detto sta roba qua, chi ha scoperto il PSA, 40 anni che lui lo denuncia, nessuno lo vada, nessuno. Questo è il libro che lui ha scritto, che ho letto da poco, ed è meraviglioso, oddio, è proprio bellissimo, l'argomento è arduo, tosto, però è scorrevole, si può leggere, veramente lo può leggere chiunque, ma è veramente inquietante cosa arriva a dire Ebling. Da 40 anni lui continua a denunciare a tutte le istituzioni, non gliene frega niente a nessuno. L'urologia in America è una delle caste tra le più ricche dopo l'oncologia, che poi è strettamente correlata perché appunto il tumore alla prostata è il numero 1 al mondo. Però c'è tutto l'indotto, pannoloni, protesi, eccetera, eccetera, che io non sapevo neanche, sono tante le cose che non so. E quindi grazie a questi libri, scritto da chi? Da lui, quello che ha scoperto il PSA, ma di che cosa vogliamo parlare? E oggi tuttora viene consigliato a tutti, a prescindere dall'età, fare il test del PSA così, come fosse la glicemia, che la glicemia non ha alcun problema, questo è un marcatore tumorale, quindi voi venite visti con una lente di tumorale, ok? Quindi ve lo consiglio vivamente questo libro, se volete non credere alle mie parole, lì c'è tutto, molto di più di quello che io vi ho detto, poi anche nel mio libro il capitolo è amplissimo. Il PSA è un esame consigliato ai maschietti sani sopra i 50 anni per rovinargli la seconda parte della vita, farli vivere in ansia e prepararli alla morte, più o meno come la menopausa nella donna, dal punto di vista di una certa visione distorta. Visto l'enorme successo, stanno già pensando di trasformarlo da PSA in SPA. Qualcuno lo conoscerà, anche il duca di Breton-Brosa è un medico nella zona di Venezia, provincia di Venezia. Posso dirlo perché lui ha detto anche lui pubblicamente. Però cinicamente, in maniera ironica, è una verità, purtroppo. E andando avanti, con il test del PSA avete 50 volte più probabilità di rovinarvi la vita che di salvarla. Chi l'ha mai detto? Responsabile medico dell'American Cancer Society. Cioè, queste le cose le sanno, ma perché non ce le dicono Bruno Vespa, da Pierino Angela e da tutti coloro che gestiscono l'informazione scientifica in Italia? Perché non ce le dicono? Perché non fanno una trasmissione? Hanno fatto 40 trasmissioni su Cogne e ancora nessuno sa bene cosa è successo. Perché non fanno una trasmissione su questo che riguarda decine di milioni di uomini in Italia? Decine di milioni, perché in America veramente siamo a livelli parossistici per la prostata, seno nella donna. Ecco la ghiandola dalle uova d'oro, pensate, 100 miliardi di dollari all'anno, c'è un business dietro alle operazioni, i robot che fanno le operazioni costano centinaia di migliaia di euro, i pannoloni, le protesi, eccetera, 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 che io nemmeno potevo lontanamente immaginare. E grazie al libro di Ebling sono venuto a conoscenza. Ok? Quindi non dico non fate, non sono medico e oggi per fortuna non lo sono, ma informatevi bene. Perché? Perché se io faccio il gradasso a letto con la mia compagna, e il giorno dopo l'esame del PSA posso trovarmi 6, 7, 10 di PSA. Il medico magari neanche mi chiede, non è che ieri hai fatto il furbetto, sì, ma effettivamente dottore ieri mi sono divertito un po'. Vabbè, aspettiamo 20-30 giorni, un mese, poi semmai lo rifacciamo. Vedono 10, panico totale, mi mandano dal professionista, dallo specialista, dall'urologo. E io vado a fare il giretto in bici e forse sarebbe meglio se stessi a casa in divano, perché non ho certo il fisico e quant'altro. La sella mi sfrega il perineo, infiamma la prostata infiammata libera le proteine. Io il giorno dopo l'esame del PSA posso trovarmi 6, 7, 8. Una amica il medico mi chiede, sei andato in giro in bici ieri? Sì, rifacciamo l'esame tra un mese, tanto attendi. Vedono valore, panico, il medico purtroppo oggi pratica
purtroppo la medicina difensiva, e quindi si parla di dietro da cause che effettivamente ce ne sono tantissime, quindi da un certo punto di vista posso anche capirli, non sto giustificando, però posso anche capire. E quindi la medicina difensiva qual è? Sei urologo, invece di dire ma aspettiamo, mangia un attimo bene, cava via l'alcol, elimini i latticini e vediamo tra un mese, come dovrebbe fare un medico preparato in alimentazione, ma oggi all'università di medicina non si studia alimentazione e non è a caso, quindi con l'alimentazione si sfiamma in un attimo la prostata, però devo sapere come fare, però dovrebbe essere il medico, non certo il sottoscritto. Quindi vi sono delle situazioni che non c'entrano nulla, che però mi fanno entrare in un meccanismo e posso uscire impotente, incontinente, io non avevo niente. Poi ve lo dimostro con i cadaveri. Diabete, Capodanno, noi eravamo là col Moscato, stavamo festeggiando, sanissimi perché avevo 130 di glicemia, quindi ero dentro. Il 2 gennaio vado a fare l'esame, 130 tu sei malato, perché la soglia è diventata 126. Chiaro? Decine di milioni di persone, sto parlando, sono entrate in questa patologia che indubbiamente non è dovuta solo agli esami che abbassano, il nostro stile di vita basato su cereali raffinati, zuccheri bianchi, quindi porcheria per l'organismo e la sua economia energetica e metabolica. Ma guardate nel mondo, e la previsione è 520 milioni di diabetici entro il 2030, OMS. È bello questo. L'OMS invece di dirti, ragazzi, nel 2030 il diabete sarà un triste ricordo. Dice, mettetevela via. Entro il 2030 mezzo miliardo di persone userà l'insulina. Le case farmaceutiche esplodono. Le case farmaceutiche possono solo che gongolarsi in un mercato enorme che però è 3 volte inferiore a quello del cancro, ve lo ricordo di nuovo, ok? Chi è che è a capo del gruppo che ha abbassato il livello? Un consulente delle case farmaceutiche che producono insulina, aghetti, quelli che vedete qua, le lancette, che io da buon empirico ho fatto mesi e mi sono misurato la glicemia, per voi ho fatto questo, me ne pensate, mi sono bucato di odio gli aghi, però volevo capire come funzionava il meccanismo. Non vi dico le glicemie di uno sano, lasciamo perdere che è meglio. Per fortuna che la maggior parte della gente non si misura, perché sennò sarebbe il pianeta, sarebbe diabetico. Ma a parte questo, sono andato a comprarmi gli aghetti in farmacia e ho detto, mi viene una scatola di aghetti per l'insulina. La ricetta no, potevo dire guarda che io sono sano, non ho diabete. Morale, scatoletta da 60 aghi, ho detto quanto costano mai delle lancette che gli darò questi 5 euro? 60 aghi? Qualcuno ha idea? Magari 60 euro. Li ho lasciati là, ovviamente empirico sì, ma mona no, ecco. 1 euro ad ago. Calcolate che un diabetico ne può usare 3-6 al giorno, anche di più se si fa più misurazioni. Non li paga lui, paghiamo noi altri con la sanità. Questo non sto facendo di venire i sensi di colpa a chi è diabetico, ci mancherebbe altro, che se è un bambino non si discute con gli diabeti tipo 1, ma sto parlando che alla fine il sistema sanitario e le lobby, soprattutto le lobby, si fregano le mani nel diabete. È sempre però un terzo rispetto al cancro. Quindi qui come hanno fatto? Come adesso lo abbasseranno sicuramente e ulteriormente, è stato abbassato nelle donne gravide e nel diabete gravidico non entro nell'ambito che è meglio per voi, ho vissuto da poco una gravidanza, non mia, per mia compagna. E quindi posso dirvi con esperienza che è qualcosa veramente di vergognoso. Cioè, io già seguo donne in gravidanza, perché faccio corsi di alimentazione alle donne anche in gravidanza e sono felicissimo perché è un periodo importantissimo, si sta costruendo, passatemi il termine, una creatura spirituale, quindi quello che mangia la mamma diventerà il corpo fisico per quella creatura. E vedere che abbassano il livello di glicemia a 90, una donna gravida che si sa che lo squilibrio ormonale in gravidanza va a squilibrare tutto l'andamento glicemico, vuol dire che tu vuoi crearmi diabete gravidico. Yes. Sempre più donne impanicate perché il medico gli dice che ha il diabete, che non lo ha, perché posso aver mangiato una pizza il sera prima e a mattina mi trovo 95. Ma
55 è sanissimo, no, non è gravida, già 92 e il medico storce il naso. Siamo alla follia. Mentre ha fatto una ragazzina di 20 anni piangendo perché il medico l'aveva quasi insultata, perché aveva 92. 92, se uno non è diabetico non può capire. 92 da baciarsi le mani e 92 di glicemia digiuna la mattina. Nel diabete no. Questo è, pensate, il trauma della creatura che aveva dentro, non mi ricordo adesso a che mese era, poco importa perché già i primi giorni le cellule registrano la memoria e sentono quello che sente la mamma. Quindi pensate che trauma, lei pensava di stare danneggiando la creatura perché aveva il diabete, che non aveva niente. Io ho detto, ascolta, butta via tutto e inizia a mangiare un po' di crudo, cioè parlo di verdura, frutta, intorno ai pasti, metti cereali integrali, è rientrato nell'arco di 1 o 2 giorni, perché avevo dato la macchinetta da misurarsi come fosse una diabetica e lei era gravida. Ecco, qui sono veramente cattivo, perché è un conto che c'è un adulto e fa quello che vuole, è un conto che mi vai a interagire in un momento delicatissimo, che è il periodo dal concepimento in poi, diciamo nell'endogestazione, questi 9 mesi fondamentali, e tu mi crei dei traumi, dei conflitti in maniera gratuita, perché un conto è uno avesse 190 al digiuno alla mattina, dico, non dico niente. È un conto che tu mi dici hai 92 e gli fai credere di avere il diabete critico. Ecco, quindi fate molta attenzione. Abbassano i valori di normalità e cosa succede? Milioni di persone sane, quante donne gravide entrano? Non ho portato qua, ho scritto un libro sulla gravidanza dal punto di vista dell'ostetrica, la mia amica, quella che mi ha seguito il parto mio, cioè di mio figlio, e io mi sono occupato di tutta la parte degli esami, dello svezzamento, dell'allattamento e dello svezzamento. Ecco, quindi le cose da sapere sono estremamente importanti. Secondo tassello, nel primo ci sarebbe tanto da dire, ma il secondo qual è? Se non vi fregano con gli esami, ve le anticipano il tempo alle malattie, senza magari avere gli strumenti terapeutici. Volete qualche esempio? Sento un mormorio, ma voi donne avete già capito. Noi non possiamo comprendere cos'è la mammografia, per fortuna. Attenzione che non sto dicendo che uno deve fare o fare la mammografia, dico informiamoci bene, poi uno è libero di intraprendere questo percorso. Su cosa mi baso? Sul Cochrane Database, System Review, Systematic Review, la pubblicazione di quel centro indipendente a livello mondiale che veramente andrebbe aiutato e finanziato perché non riceve fondi, indipendente, loro fanno le revisioni sistematiche, quello del dottor Peter Gotzke che vi dicevo prima. Hanno preso tutti gli studi sulla mammografia in donne da 50 a 74 anni, in 10 anni, quindi 5 mammografie, un gruppo di 2000 donne, 1000 di qua e 1000 di là. 1000 hanno fatto la mammografia ogni 2 anni, quindi 5, 1000 sono andate al mare. Ecco il risultato. 0,5 decessi evitati a ogni 1000 donne che hanno fatto la mammografia per 10 anni. Ma entriamo nei dati perché è quello che più ci interessa. 5 falsi negativi su 1000 donne, voi 1000, metà. Falsi negativi che cos'è? Il contrario del falso positivo. Falso negativo vuol dire che io ho il cancro, ma la macchina non lo vede. La macchina o il radiologo, il medico che poi legge la mammografia o qualsiasi altro esame che può essere risonanza, TAC, eccetera. Falso negativo, io ce l'ho, ma non viene visto. 5 ce n'erano. 15 sovradiagnosi, tumori in situ, chiusi, incistati che non dovevano essere toccati, ma che naturalmente invece sono stati toccati. Quindi 15 donne hanno sicuramente ricevuto un danno gratuito perché non avevano assolutamente niente. 50 biopsie di approfondimento, che sono esami molto invasivi come quello della prostata con l'ago che penetra per capire di cosa stiamo parlando. E quello più triste è questo: 242 falsi positivi su 1000. Sapete cosa vuol dire questo? Che il 24% delle donne è andato a casa con una diagnosi di tumore, ma nel seno non aveva niente. Qui non mi occupo poi delle anche tristemente note microcalcificazioni sempre più diagnosticate, ma questo dato è veramente, nessuno prende in considerazione. Ma quelle donne come stanno? Che vanno a casa con una diagnosi, ma mica sanno che è un falso positivo. Da qui cosa posso evincere?
qualsiasi sia il referto, prende sempre tutto con le molle, quindi se anche viene fuori che disgraziatamente c'è qualcosa, non è detto che lo avete. E se anche c'è nella realtà, la maggior parte sono sovradiagnosi, quindi non è che state morendo. Ecco, il lato positivo di questa informazione è che dovete prendere con estrema gradualità tutto quello che vi viene incontro nella vita. British Medical Journal, quindi vedete, sono enti ufficiali che lo dicono, dico io. 31 luglio, la direttrice donna ha pubblicato questo studio, l'hanno massacrata. E vi posso assicurare, è una mia ipotesi, che lo studio è stato pubblicato solo perché era una donna, la direttrice di uno dei giornali più intelligenti che c'è a livello scientifico. Anche questo non riceve finanziamenti dalle case farmaceutiche, quindi è una delle poche riviste che meriterebbe di essere letta, che però gran pochi medici leggono perché è tutto in inglese. Pubblicato lo studio secondo il quale la mammografia è addirittura dannosa. L'avete sentito voi da Piero Angela? No, mi pare che non l'avete. Io non ho la TV, dico a caso. E il direttore del Nordic Cochrane Center cosa dice? Dopo 14 anni dall'introduzione della mammografia in Svezia non si è verificata alcuna diminuzione. Quindi ci vengono a dire che la mammografia riduce la mortalità. Non la riduce. E non sto dicendo che non dovete farla, mi raccomando. Ho detto informiamoci e poi in totale libertà scegliamo di farla se questo mi rassicura, sapendo che però più ne faccio più c'è un rischio, come per la prostata, che venga fuori qualcosa. Ok? Questo è il direttore del Nordic Cochrane Center, pubblicato non sul giornale degli omeopati. È una delle più importanti, la seconda più importante al mondo della medicina, il British Medical Journal. Queste cose però non ce ne vengono a dire perché. Adesso io perché. La percentuale di falsi positivi, sapete qual è dopo 10 screening? 1 su 2 in America, 1 su 5 in Norvegia. Cioè in America, dopo 20 anni, cioè 10 mammografie, voi tirate una moneta e avete la stessa probabilità che vi venga diagnosticato il cancro al seno, ma che non avete niente perché è un falso positivo. Sapete da cosa dipendono i falsi positivi? Il macchinario che fa un errore, sono macchine, e l'uomo che legge interpreta male. Vede un alone, ma magari è l'alone dell'ottica del mammografo. Questo è il falso positivo. Okay? Quindi può essere la macchina e l'occhio, o addirittura entrambi insieme. In America 1 su 2, in Norvegia 1 su 5, questo non so spiegarvi il motivo, se in Norvegia ci vedono meglio rispetto all'America, non ho idea sinceramente, però è un rapporto veramente diverso. Penso che abbiano dei macchinari completamente diversi da quelli americani, o anche sì, questo mi manca, quindi lo lascio nel dubbio. L'altro problema sono le radioterapie. Radioterapie che vengono sottoposte alle donne e che cosa possono provocare? Raddoppiare la mortalità per malattie cardiovascolari. Sono irradiazioni estremamente rischiose. E infine la radiazione stessa della mammografia, quindi non è radioterapia. La mammografia, lo sapete, se non ve lo dico io, è raggi X, è come fare una radiografia quando vi rompete qualche osso. Okay? Il rischio qual è? Una dose di radiazione ionizzante che aumenta il rischio di mortalità per tumore indotto dalle radiazioni. Guardate, queste qui sono dati ufficiali. Siccome la dose è 300 mg, siccome vengono fatte 100.000 donne, quindi per 100.000 donne si aspettano 180 tumori mortali. Non cancro lo aveva la donna, non aveva niente, è la radiazione che ha indotto una mutazione. Stiamo parlando di radiazioni ionizzanti, raggi X al seno, in una ghiandola sensibilissima. Siccome ogni anno in Italia si fanno 1,5 milioni di mammografie, significa che ogni anno 2.700 donne sane gli verrà il cancro per le radiazioni indotte. Mettete che una aveva una ciste, un nodulo, un tumore in situ, magari il seno piccolo, non so, la prima, la seconda, quindi la pressione è anche notevole. La radiazione può creare delle mutazioni in certe cellule. Questo loro sanno, che però si tratta di una percentuale limitata, mi pare mica tanto limitata, 2.700 donne solo in Italia ogni anno. Però per loro, sapete, siamo tutti numeri, quindi chi se ne frega.
Guardate qua, Corriere della Sera, non lo sto dicendo io, dopo 20 anni di utilizzo degli screening alla prostata e al seno, mammografia, una ricerca ha fatto passo indietro che porta gli esperti a contestarne la validità. L'avete sentito voi? Io ce l'ho questo articolo perché me l'ero ritagliato ed è questo che poi ho fotografato. Corriere della Sera, purtroppo mi ricordo l'anno, non saranno passati 5-6 anni, forse anche di più. Le cose le dicono, è passata dopo, chi se ne ricorda una roba del genere. L'American Cancer Society fa retromarcia, mammografia e prostata, PSA. Quindi vedete che le conferme ci sono. Vabbè, questo lasciamo perdere. E veniamo a questo che vi conferma ciò che vi ho appena detto. Altri studi, vedete che tutto converge. Io prendo di tutto e di più. E converge tutto quando si tratta di informazioni in questo ambito. Guardate cosa ha detto qualche anno fa un patologo del Veneto. Nelle autopsie dei cadaveri di vecchi contadini ho trovato tumori plurale regrediti e neutralizzati dall'organismo. Era tutta gente che era guarita da sola e poi morta per altre cause. Cioè questo conferma quello che almeno dal 1182 non volevo dirlo, l'ho detto, Hammer, sapete che è un termine che non si può più usare in Italia. Questo dottore tedesco, questo demonio fatto persona, non ho mai visto un accanimento contro un medico, fisico e teologo, che 3 lauree, voglia dire che è un illuminato, tutt'altro. Anche Mengele era un laureato in medicina. Ma sto parlando che lui ha sempre detto dal 1982, il dottor Hammer, che un organismo non è fattibile che possa fare e sviluppare dei tumori, che poi normalmente, naturalmente, possono venire incistati e chiusi dall'organismo. Questo patologo mica era un ameriano, io non sono ameriano, io sono per la libertà di pensiero e di intelligenza, e devo dire che purtroppo, per fortuna, ha perfettamente ragione. Questo mica sapeva niente, lui apriva i cadaveri e trovava che questo era morto di vecchiaia e aveva sicuramente tumore alla prostata, sicuramente aveva qualcosa nel collo piuttosto che in altri organi, ma era morto per altre cause. Sti vecchi qua mica andavano a farsi il PSA, questi morivano sui campi mentre zappavano la terra, magari a 90 e passa anni, senza occhiali e senza Alzheimer. Volete altri esami? Fatti in Svizzera, cadaveri di persone morte in incidenti stradali. Guardate la donna, tumore al seno 4 su 10. Tumore al seno in situ vuol dire che è chiuso, incistato, non nutrito, quindi non crea nessun problema, magari si può sentire, può dare fastidio, che ne so, al reggiseno, ma non è un tumore che vi porta alla tomba. È come, potete immaginarlo, come una ciste, però è un tumore chiuso, la natura lo ha incistato, la natura è perfetta. 4 donne su 10. L'uomo, per non essere da meno, un po' di più, come voi avete il tumore al seno e noi alla prostata, va bene? Quasi 1 su 2, vedete che tutto torna con i dati dell'altra parte che abbiamo visto. E uomini e donne alla tiroide, tutti. Cercate voi la tiroide, auguri. Un mio amico medico radiologo, qua in provincia di Padova, scusate ma la mia origine è di Padova anche se vivo a Treviso, mi ha sempre detto: Marcello, quando io metto la macchinetta, l'ecografo, sulla gola di una donna oltre i 50 anni, lui mi diceva 9 su 10. Siamo là, 10 su 10 in questo caso, trova qualcosa, che può essere un nodulo, una ciste, un tumore in situ, ma mica lo so quando mi viene diagnosticato. Capite il meccanismo qual è? Il medico vede, medicina difensiva, specialista, endocrinologo. Cosa fa l'endocrinologo? Solo il vostro karma potrà saperlo. Ma è normale che ci sia, non è normale purtroppo, per i nostri tempi lo è, stiamo ancora pagando Chernobyl secondo me, della tiroide. E dopo pagheremo Fukushima e tutto il resto. In più tutto quello che è l'inquinamento elettromagnetico, ghiandole endocrine come la tiroide, come possono essere tutte le altre ghiandole del sistema, sono sensibilissime a tutto ciò che è l'inquinamento ambientale, chimico, elettromagnetico, eccetera.
quindi ne pagano la conseguenza, quindi è normale. E il problema è che la maggior parte di questi sono sovradiagnosi, non devono essere toccati, se non ho particolari problemi che magari è talmente grosso che mi dà fastidio deglutire. Questo è un altro discorso, va bene? Usiamo l'intelligenza fino in fondo. America, qua eravamo in Svizzera, vediamo, qua hanno cercato sui cadaveri di uomini la prostata, il tumore. Uomini di 20 anni, uomini di 70, tutto torna. Cadaveri fatti in altra parte c'è una differenza di un 5%, capirete. Sopra una certa età è quasi la normalità avere qualcosa nella prostata, che però non mi porterà alla tomba perché la maggior parte è sovradiagnosi. Chiaro? Con la scusa della prevenzione, che si legge paura, invito le persone a cercare qualcosa che nessuno avrebbe mai gli viene diagnosticato. Però qual è la chiave di lettura? Prevenite, cercate che preveniamo. Forse le strategie promozionali utilizzate per vendere malattie sono tantissime, ma il fattore che le accomuna, vedete, è il virus deleterio della paura. Questo è uno dei editori del British Medical Journal, ha scritto l'editoriale, ha scritto parecchi editoriali del giornale scientifico che vi ho detto prima. Lo sanno benissimo che è così, siamo noi che non lo capiamo e ci fiondiamo dentro, perché poi con la paura non ci viene lasciato tempo di riflessione, tempo per pensare, e quindi con la paura veniamo manipolati, fanno quello che loro vogliono e come vogliono, perché con la paura blocca e paralizza le coscienze. Terzo piano diabolico, se non vi fregano con la riduzione dei valori di normalità, con l'anticipazione nel tempo delle malattie, vi fregano perché te le invento io la malattia. Osteoporosi, ADHD, ADD e chi più ne ha più ne metta. Ho letto un elenco, ma è molto banale, nel libro è tutto scritto nel dettaglio. La gravidanza è diventata un problema di salute da medicalizzare. Ma dottore, io vorrei fare il parto in casa. Scusa? Parto in casa? Ma stai scherzando? Con il rischio di toxoplasma, citomegalovirus, meningite oggi? Siamo alla follia. Mia nonna ha avuto 11 figli, probabilmente anche in mezzo ai campi, non ha fatto ecografie, non ha fatto test da toxoplasmoidea nei campi con il letame, eccetera. Oggi l'eccesso di medicalizzazione porta a che cosa? Che una donna, invece di fare 1/3 ecografie in 9 mesi, 9 ne fa, una al mese, per sicurezza che tutto sia bene, che abbia le orecchie a posto giusto, che abbia un occhio che sia simmetrico all'altro. Per paura la donna fa una serie di iperesami con la convinzione che più esami faccio più sano sarà il bambino, ma non è così. Per fortuna l'ecografia non è così invasiva, sono ultrasuoni, ma quella creatura che sta crescendo deve stare tranquilla. La cosa più importante, io dico sempre a una donna in gravidanza, oltre all'alimentazione, è l'aspetto emotivo. E il papà, il ruolo del papà, che non ha ben capito, è quello di proteggere il nido, non sotto una cappa di cristallo, però proteggere la mamma, che ne so, dalla suocera, dal corvo che arriva là. Hai sentito ieri Maria che ha abortito? Ma scusa, cosa mi viene a raccontare che, adesso sto buttando in ridere, che però purtroppo non è tanto una battuta. Quindi la protezione, la donna deve stare più tranquilla possibile dal punto di vista psichico-emozionale in quei 9 mesi di endogestazione. È diventato un problema di salute. Vabbè. Tutto il resto sono tante altre situazioni create ad arte. Vi dico solo la seconda, che è il disturbo disforico premestruale, che riempie la bocca a dirlo, è nel manuale diagnostico statistico delle malattie psichiatriche, curato con la fluoxetina, sarebbe il Prozac. E che cos'è? Giramento di ormoni che voi donne avete durante il ciclo. Non possono però dirlo così e drogare una donna. In America milioni di donne stanno prendendo il Prozac per uno squilibrio ormonale, perché l'hanno fatta diventare una malattia psichiatrica. Trovate scritta nel DSM, la Bibbia della psichiatria. C'è anche il disturbo dell'ansia sociale, c'è anche la ADHD nei bambini, una volta che aveva l'argento vivo, adesso sono da drogare con Ritalin o qualche altra metanfetamina. Sindrome delle gambe irrequiete, c'è qualcuno anche qua, e shopping compulsivo, auguri. Voi donne la conoscete molto bene.
problema però psichiatrico, Stendiamo un velo pietoso e andiamo avanti. Ecco cosa dice il New York Times: ci sta facendo ammalare un'epidemia di diagnosi. E arriviamo ancora allo struzzo che ci dice, ci chiede: ma perché è tutto gratis? C'è un detto russo, un proverbio russo che ce lo spiega: solo nella trappola di topi il formaggio è gratuito. Ricordatevelo questo, perché qui nessuno regala niente, è gratuito così, ma poi c'è lo scotto da pagare. Arriviamo alla sovradiagnosi, che è il tema più importante del mio libro, ne ho già accennato. Che cos'è la sovradiagnosi? Sono tutte quelle cose che vengono riscontrate ma che non creano nessun problema alla salute. Ma qual è la parte cruciale? Che una volta che ve lo diagnosticano, mica sapete che è sovradiagnosi perché non avete la conformazione e quindi la paura vi fa fare 90 e venite spediti dove vi dicono loro che posso assicurare. Ok? E il problema è che queste anomalie sono sempre più riscontrate perché i macchinari diventano sempre più approfonditi, sempre più millimetrici. Quando arriveranno a trovare la cellula tumorale, sono tutti fatti, tutti, ne produciamo miliardi ogni giorno, oncologia medica, lo scrivono nei libri. Il sistema immunitario sano le prende, le fagocita, produce anche energia e tutto va bene. Nel momento in cui sto vivendo un disagio, un conflitto, un trauma, inquinamenti, eccetera, queste magari si depositano un po' di più e fanno delle masse. È lì che manca il passaggio col sistema immunitario. Ma se io inizio a cercare, troverò sempre. Questa è la sovradiagnosi. Ok, volete qualche dato? Ma io ve li do con tutti gli estremi. New England Journal of Medicine. Attenzione ai dati. Dal 50 al 90% dei tumori alle tiroidi sono sovradiagnosi. Vedete che conferma l'esame autoptico sui cadaveri, che era il 100% sopra una certa età. Va bene? Dal 50 al 90% vuol dire che 9 tumori su 10 alla tiroide, lo studio ufficiale vi dice non toccate niente. Lo dice New England Journal of Medicine. Volete qualcos'altro sul seno? British Medical Journal, 9 luglio 2009, sovradiagnosi, tumore al seno, dati, Inghilterra, Canada, Australia, Svezia e Norvegia, sovradiagnosi nel 52% dei tumori. Vuol dire che un tumore su 2 al seno è sovradiagnosi, non andrebbe toccato. Questo però non ve lo dico, questo non lo sanno probabilmente neanche loro. Infine, incidentalomi, termine coniato dai radiologi americani, perché? Perché hanno visto che una persona andava per un problema A e usciva con un problema B. È inquietante se ci pensiamo, ma vi posso assicurare che l'ho visto tante volte. Quindi cosa succede? Io gioco a calcetto, cado, mi batto una spalla, mi fa male, oddio, vado a vedere con una risonanza, un attacco, qualcosa che non sia qualche legamento, mi fanno l'esame, arriva fuori il medico bianco, non solo nel camice, mi dice: Marcello, anzi Pamia, ci sono delle macchie ai polmoni. No dottore, io sono tutto per la spalla perché mi fa male. No, ma lei ha delle macchie ai polmoni. Questo è un incidentaloma. Sicuramente c'è anche tra di voi qualcuno che è entrato e gli hanno trovato qualcos'altro. Ok? Vado a farmi un esame all'addome e mi trovo delle macchie ai reni. Ma io non sono andato all'addome, ai reni non ho niente, però vengono trovati. Siccome questi incidenti di percorso sono all'ordine del giorno, i radiologi americani hanno dovuto coniare il termine incidentaloma, cioè oma, crescita accidentale. C'è qualcosa che viene trovato ma che nessuno lo stava cercando. Ed è un problema diffusissimo. E più le apparecchiature diventano precise, più particolari vedranno, più incidentalomi o tumori, perché possiamo chiamare anche tumori, quello che dicevano dei cadaveri, tumori in situ, regrediti, ne abbiamo chi più, chi meno, tutti. Ma una volta che vengono riscontrati, è come i vecchi delle zone qui del Veneto, mica facevano esami, pure erano morte per cause naturali, di vecchiaia, però l'autopsia ha riscontrato che avevano tumori regrediti. Ok? Quindi aumentano gli esami, più esami facciamo, più aumentano le diagnosi e più aumentano i malati. In un circolo perverso che più guadagnano più ne cercano più ne trovano, più ne trovano più ne curano più ne guadagnano e più ne cercano e avanti così, in un andamento
devo dire, oserei dire diabolico, e chi di mezzo ci siamo noi. Calendario medico. Il calendario dei medici è interessante perché invece di avere 365 santi hanno 435 esami. Ho detto, però, bello, vi porto solo ottobre, è il mese della prevenzione, sempre, siamo nella prevenzione, cancro al seno, sindrome erettale, cecità, addirittura ricordatevi che c'è la settimana della stitichezza, se qualcuno è stitico ricordatevi, a ottobre, qua potete fare tutti gli esami a gratis. Guardate che ottobre continua, è il mese mondiale della vista, giornata mondiale della vista, dell'alimentazione, del dolore, della balbuzia, addirittura la settimana a cavallo coi morti dell'herpes. Se avete l'herpes, ricordatevi, tra il 31 e il 6 novembre c'è la settimana in cui non pagate gli esami. È bello, ridiamo, anche perché sono convinto che una risata, e dopo parleremo proprio anche dell'importanza della risata anche per tirare su un po' la vibrazione, una risata vi seppellirà tutti di sicuro. Quindi evitiamo di essere seppelliti noi prima. Pensiamoci bene prima di fare un esame, con conto che uno va a fare il check-up della vista perché è gratis. Male che vada, quasi sicuramente uscirà con gli occhiali, che vabbè non è. Se io inizio a cercare qualcosa che non vorrei mai che mi venisse riscontrato, fate molta attenzione. Nel libro mi sono occupato del sangue occulto, delle feci, che adesso arrivano a casa delle letterine a una certa età, ma sono così gentili che mi mandano la lettera intestata a me, personalizzata, e mi dicono guardate che tumore al collo a questa incidenza, siccome è gratuito vieni a dare le tue feci che cerchiamo sangue occulto. Ma se è occulto ci sarà un motivo o no? Questo devo dirlo 2 volte perché venga compreso bene. Se il sangue occulto ci sarà un motivo o no? È chiaro che se io cerco con un microscopio le cellule ematiche, le troverò sempre. Uno ha un polipetto, uno ha un emorroide, uno ha un ragade, uno non ha niente, però magari in quel momento lì ha 4 eritrociti in croce che passano per le feci. Questi 4 globuli rossi, per chi non sa cosa sono, vengono visti da quel medico, in quel microscopio, in quel momento, questo è karma, si chiama karma, gli arriva l'invito di approfondire. L'approfondimento è un tubo così nel retto, si chiama colonscopia, che ripeto qualcuno potrà anche piacere, ma nella maggior parte dei casi è molto invasiva. Mi hai fatto un esame per vedere se c'è qualcosa che non va. Quindi attenzione a questi esami, io lo sto buttando molto in ridere ed è giusto che sia così, però attenzione perché persone che io conosco e parenti, per quello lo dico, parenti, pur sapendo certe cose, lì, libero arbitrio karma, non c'è più ed è entrato in questi meccanismi. Il mio sogno è fare farmaci per persone sane, diceva Eric Etzen, capo della Merck. Questo era un genio del male, però un genio. Il suo sogno è diventato realtà. Si possono fare molti soldi se si arriva a convincere i sani che in realtà sono degli ammalati, verissimo, proprio assolutamente vero. È grande, oltre che l'osco Huxley, la ricerca medica ha fatto tali e tanti passi avanti che quasi quasi non ci sono più persone sane. Ed è verissimo quello che diceva Huxley. Bene, ricordatevi voi donne che se non andate a fare la mammografia, vengono loro a casa vostra. Attenzione, vengono sotto casa vostra, voi dovete solo scendere le scale, se siete piano terra dovete fare solo dritto, e dentro lì trovate il mammografo, vi fanno la mammografia a domicilio. Vedete in America? Mega sboroni, per le loro camper. Noi siamo un pelo più pellegrini, abbiamo il camperino, però con dentro il suo mammografo, il suo ecografo che vi può fare quello che bisogna fare per la prevenzione. Ok? Sempre prevenzione loro parlano, invece di parlare di diagnosi, correttamente sarebbe diagnosi precoce, qualcuno anche lo dice, ma nel contesto viene sempre messo la parolina, io vi ho visti i banner a Treviso il giorno di ottobre che è il mese della prevenzione del cancro al seno, i banner dappertutto, prevenzione, previeni il tumore al seno, uno che legge prevenzione, l'inconscio gli arriva diretta e dice evito il tumore al seno? No, non si evita il tumore al seno. L'esame vede o non vede e purtroppo vede anche malissimo, poi falsi positivi, falsi negativi. Chiudo con il grande dottor Knock, Il trionfo della medicina, è una commedia nata in Francia intorno agli anni 60, quello è un noto autore francese, ma la storia è geniale, è di un libro scritto nel 1923 di Jules Romain,
Un sano è altro che un malato, ma non sa ancora di essere, devi solo dirglielo. E allora vedete, sto medico qua va a sostituire sto medico in mezzo alle colline della Francia, studio vuoto. Porco cane, sono qua, so pensavo di... Va dal farmacista e dice: Tony, ma perché non c'è nessuno nel mio studio medico? Dottore, qua mangiano bene, sono sempre all'aria aperta, stanno divinamente qua. Perché un posto devo campare? Guardate la genialità. Questo medico cosa fa? Inizia ad andare a fare le visite a domicilio. Va da Menego, dice: Menego, guarda che io vedo le placche. No dottore, io sto benissimo, mai stato così bene. No Menego, tu hai le placche, prendi il suo sciroppo, vai dal farmacista e inizia la cura. Ve la faccio in breve, nel giro di poche settimane, colonna di persone nello studio medico. Perché? Perché sono state convinte di essere malate. Farmacista che si fregava le mani, e quindi il medico, il dottor Knock e il farmacista in combutta, che è esattamente quello che sta avvenendo oggi, sono riusciti a creare malati. Chiudo con il grande Walter Matthau: il mio dottore mi diede 6 mesi di vita, ma quando gli dissi che non potevo pagarlo me ne diede altri 6. Ok, grande attore, stupenda questa affermazione, questa frase, che è stupenda proprio. E finisco con questa, poi ci sono le domande, che è la parte normalmente anche più interessante dopo la presentazione di quello che dovranno dire altri qui alla serata. Ma vedete questa frase, potevo mettere lo struzzo ma l'ho lasciato lì povero a presentare il proverbio russo. L'informazione è fondamentale, cioè se ho l'informazione corretta io non sono portatore sano di niente, anche perché non faccio esami quindi non lo so, ma io cerco di comunicare quello che io vengo a conoscenza nel mio ambito. Ho la fortuna di conoscere certi ambiti nell'ambito salutistico e li metto in condivisione con i libri, con le trasmissioni Radiogramma 5, con articoli. Però vedete l'informazione, nel libero arbitrio uno fa tutto quello che meglio crede. Se io sento che è giusto fare la mammografia, vado a farla se questo mi rassicura a livello spirituale, emotivo, mentale. Nessuno dirà mai il contrario, tanto meno io dico solo informiamoci. Vaccinazioni non dirò mai non fare una coppia di genitori, perché è responsabilità loro nei confronti dei loro figli. Io dico informati bene, pro e contro, e liberamente poi scegli il tuo percorso. Perché se io invece continuo a mettere la testa sotto la sabbia perché non voglio sentire, non voglio vedere, non voglio prendere le mie responsabilità, ricordate che la testa sotto la sabbia rimane fuori un'altra parte del corpo. E questo potrebbe essere piacevole per qualcuno a controllarne l'uomo la prostata. Chiaro? Quindi l'informazione è fuori da una discussione quanto importante è. Mi dà la possibilità e la libertà di intraprendere una cosa piuttosto che un'altra. Se invece io non ricevo l'informazione a 360 gradi, io sono manipolato, sono controllato da quello che sta avvenendo oggi a milioni di persone che si informano tramite la televisione. Quello che vi ho detto io non lo vedrete mai se non salta completamente tutto il sistema e il paradigma, ma attualmente in TV è improponibile una cosa del genere, perché gli interessi economici dietro sono enormi. Io quando ho voluto fare la trasmissione a porta, sapientemente, ben conoscendo il polastro, cioè io sapevo benissimo, a me interessava portare il dottor Paolo Rossaro in TV e ci sono riuscito. Io volevo solo dire che non c'è libertà di scelta terapeutica oggi in Italia. Io ho parlato 15 minuti di intervista, mi hanno mandato 40 secondi, però tra le cose che mi hanno fatto dire lanciavo che non c'è libertà di scelta terapeutica. Mi hanno mandato all'1 di notte, ma questo è un altro discorso. Dottor Rossaro intervistato 50 minuti, noi abbiamo registrato tutto con la telecamera, c'era la giornalista di Porta a Porta impanicata perché nessuno mai l'aveva registrata da dietro mentre lei registrava le nostre interviste, quindi abbiamo tutto quanto l'intervista. Dottor Rossaro 50 minuti, l'hanno mandato per 3 minuti e mezzo circa. Okay? Questo è il sistema, ma io lo conoscevo, lo conosco molto bene. A me interessava portare alla ribalta solo il caso del dottor Rossaro, che è servito anche perché l'Ordine dei Medici l'ha portato per ben 2 volte la sua udienza, che la terza sarà l'11 aprile, vediamo se la confermeranno o sposteranno ancora, perché non sanno neanche loro che cosa fare, e mi auguro sia così. Quindi vedete quanto importante è l'informazione. Seguite queste associazioni, perché queste cose non le sentirete nei canali ufficiali. Nel libero arbitrio, che tutto quello che vi ho detto è preso proprio con le pinze,
valutato, deve risuonare, altrimenti buttate tutto nel cestino e chi si è visto si è visto. Ecco, io il mio compito è solo quello di divulgare, punto. Non dire o fate o non fate, dico informatevi, quello sì, perché i libri ci sono, gli articoli ci sono, i video ci sono, a parte la televisione che andrebbe secondo me pandita, ci sono. Basta muoversi, alzarsi dal divano, mollare giù i foderi dei telecomandi e iniziare a mettere del proprio. Okay? Dopo partiremo con le domande, se vi ho stuzzicato un po', mi auguro di sì, se no è un problema vostro. Grazie. Calcolando che prima Marcello aveva parlato di felicità e anche dal pubblico ho sentito qualche mormorio, c'è una piccola sorpresa. Prima delle domande, 5 minuti, un breve intervento di Daniele, che io chiamo sempre l'uomo della felicità. E sì, è la stessa ancora in Italia per presentare il suo libro, dall'uomo sapiens all'uomo felice. Buonasera. Io ringrazio Marcello per tutte le belle informazioni che ci ha dato e lo denuncerei per attentato alla pubblica salute nello stesso tempo, perché se lasciamo perdere gli ultimi 5-10 minuti nei quali ha cercato di tirarci un po' sul morale, ci ha dato tutta una serie di informazioni vere, veritiere, che ci raccontano però di un mondo che è veramente una trappola per topi e alla fine abbiamo visto anche, solo il problema è che i topi siamo noi e questo è un po' fastidioso. Allora, un'informazione che non ha dato Marcello e che è molto importante è che noi abbiamo, al di là dell'alimentazione corretta, che quella fa sicuramente bene, dell'aria pulita e dell'acqua buona e di tutte queste cose qua, ma si è dimenticato di dire un'altra cosa che è importantissima e che non ci dirà mai la televisione, che non ci dirà mai nessuno, e che è quella che noi abbiamo, visto che siamo in un periodo di tecnologia, noi abbiamo un joystick per stare bene e dobbiamo solo imparare ad usarlo questo joystick, perché se qualcuno prima ha detto che la felicità aiuta a stare bene, noi abbiamo questo joystick che ci permette di stare bene quando desideriamo stare bene. E se impariamo ad usarlo proprio a livello di prevenzione, dopo un'altra cosa che ci capita molto importante è che quello che Marcello ha chiamato paura e che poi ogni tanto si dice stress, che lo stress è il papà e anche la mamma della paura, perché quando siamo sotto stress, anche se non abbiamo quelli dell'ISIS fuori della porta, noi perdiamo letteralmente la testa, diventiamo stupidi e siamo vittime inconsapevoli di tutto il formaggio che ci mettono in televisione. Detto questo, qual è questo joystick che abbiamo noi? È il nostro diaframma. Il nostro diaframma è collegato ad una cosa che si chiama nervo vago e il nervo vago è collegato ad una cosa che si chiama sistema parasimpatico. E se noi mettiamo in funzione il sistema parasimpatico, generiamo, a proposito che si parla tanto di sovranità monetaria, di tutte queste belle sovranità, noi generiamo in modo sovrano la nostra salute. Perché? Perché grazie all'attività del nervo vago noi produciamo endorfine, serotonina, ossitocina, rigeneriamo il sistema immunitario, che di solito tutte le cure che ci vengono passate
del sistema sanitario nazionale invece ce lo mandano a picco, da quelle più semplici a quelle più sofisticate, ma comunque il sistema immunitario con il 99% dei farmaci viene debilitato in maniera pesante, e invece noi in maniera sovrana possiamo decidere, soprattutto a livello preventivo, ma poi, qui io non lo posso dire perché neanche io sono un medico, ma siccome mi interessa la felicità e stare bene aiuta, stare bene in salute aiuta la felicità, e quindi ho studiato questa cosa qua per tanti anni, noi possiamo fare sia prevenzione che terapia, ma se facciamo prevenzione molto meglio, semplicemente decidendo di farla in modo naturale, semplice e per giunta anche piacevole. Perché se ci sono tante forme di prevenzione che magari costano fatica, perché dobbiamo abituarsi a delle cose alle quali non siamo abituati, ogni volta che affrontiamo una novità un po' in stress andiamo, ma quando uno vi dice senti, vieni a farti 4 risate, penso che nessuno dica no, non ho voglia, a me fa male. Però, nonostante io sia da 9 anni che propongo sempre a tutti di venirsi a fare 4 risate, sono veramente poche persone quelle che hanno deciso, qui ce n'è qualcuno in mezzo, che hanno deciso di dire aspetta che provo. E quelle poche persone che hanno provato hanno riscontrato che stanno molto bene, non solo, ma che se imparano a farlo anche, lo possono fare in ogni momento in cui hanno bisogno di affrontare un momento difficile. Quando io affronto un momento difficile, se non sono preparato vado in stress. Se sono in stress divento stupido, se sono stupido faccio la fine del topo col formaggio. Allora se io imparo invece ad usare il mio diaframma, lo stress mi diventa un ricordo, sempre che non abbia quelli dell'ISIS fuori, che allora faccio bene ad andare un po' in stress, ma trovo una soluzione più saggia e più produttiva. Fatta tutta questa menata teorica, dopo anch'io ho scritto un bel libro, che appunto dopo se qualcuno lo vuole lo trova lì. Facciamo una prova di come sia facile, decidendo di farlo, ridere, e come dice la saggezza popolare che abbiamo dimenticato, il riso fa buon sangue, e se il sangue è buono com'è che si sta? Benissimo. Allora adesso faremo 2 semplici esercizi, dopo chi vuole approfondire chiedete e vi sarà dato, che chiedere e fare delle domande, no? E non solo ricevere delle risposte da chi sa tutto. Prima facciamo seduti, dopo li facciamo alzare, seduti. Provate a fare ha, ha ha, ha 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 ha, ha ha. Ma perché ride? Qualcuno vi ha raccontato una barzelletta? Avete visto qualcuno che è inciampato? Una volta ero in una scuola che presentava questa roba. Quando è che ridete voi? Quando che qualcuno si ingambara. Allora siete cattivi di animo. No, per ridere e per mettere in moto il diaframma e per attivare il sistema parasimpatico basta decidere di farlo. Non servono i comici, tantomeno i politici. Dobbiamo solo diventare consapevoli che abbiamo il joystick per stare bene. Adesso tutti in piedi, che facciamo una cosa ancora più potente. Io lo farò con una mano sola, che è ancora più difficile. Allungate tutte le mani in avanti, sì, tutte quelle che avete, insomma, va bene. Adesso fate una inspirazione profonda, portando le mani alle spalle e chiudendole a pugno così.
trattenete per qualche istante e adesso quando espirate dovete semplicemente ripetere velocemente, rimanendo senza fiato, ripetiamo e velocemente ancora una volta. Tratteniamo, più tratteniamo meglio è. Ma basta, ma al di là degli applausi, come diceva prima Marcello, il libero arbitrio, siete liberi di decidere di stare bene. E come diceva un altro aforisma di una volta, puoi portare il cavallo alla sorgente, ma non puoi obbligarlo a bere. Se voi avete voglia di bere, adesso sapete anche dov'è la sorgente. Applauso Daniele. Se qualcuno ha qualche domanda per Marcello, per cortesia attendete un attimo che vi arrivino i microfoni. Servono tutti e due, questo per le persone in sala che possono sentire e questo perché lo sente in camera. Ma intanto grazie qui per aver riportato sull'energia tramite la risata, quindi ci stava proprio bene. Adesso vedete di non abbassare troppo la vibrazione. Mi chiamo Dario, volevo fare una domanda a proposito dei valori della glicemia, visto che ho un po' di iperglicemia anch'io, non lo chiamo diabete perché non mi piace. E ho visto 140 normale. Ho comprato però 2 anni fa il libro di Daniel Cousens, 21 giorni per dimagrire. Poco tempo fa ho preso anche quello di... Neil Barnard. No, della Grudung, della via, sì. E Kursner dice che la glicemia dovrebbe essere dai 70 a 85. Quando è 86 già siamo fuori. La medicina italiana dice fino al 120, no? Che siamo a 100, da 100 a 20 o 125 prediabete, oltre diabete. Ho visto 140 come normale. Prima, adesso a 126 si è quasi diciamo conclamata. Era 140 prima nel 2000, adesso a 126. Non conoscevo il dato del 2000, dei 140. Quello era il dato precedente all'uno degli ultimi abbassamenti avvenuti nella glicemia. Ma ad essere precisi, allora il dottor Cousens cosa ha detto? Una balla o è troppo preciso? No. O vuole troppo? Non ha detto una balla e secondo me è un po' troppo diciamo restrittiva. E quindi qui dentro non lo sta facendo perché lui partecipa alla creazione di malati, lui lo fa con una convinzione che più bassa è la glicemia mattina a digiuno meglio è. Non è così sbagliata, ma io non devo impanicarmi se mi trovo 110 piuttosto che 120, perché devo vedere cosa ho mangiato io per esempio la sera prima, tanto per dirne una, cioè si fa presto, sì. Ho dormito bene, perché se dormo male la glicemia va su, ho avuto giramenti e va su tantissimo, sì. Sotto stress, come si diceva poc'anzi, il fegato sviluppa zucchero a manetta. Ho preoccupazioni. Preoccupazioni, stress, chiamate volete, l'organismo cosa fa? Deve iniziare a intervenire, gli serve lo zucchero. Non devo metterlo dentro dall'esterno, perché io lo autoproduco. Okay? Sì. Quindi sotto forma di depositi nel fegato, il fegato li trasforma in zucchero a portata di mano. Quindi io mi trovo situazioni che ho visto con i miei occhi di bambini che mangiavano praticamente crudo, quindi carboidrati quasi zero, la glicemia era andata a 600 dopo un'incarnata da parte di una persona, cioè incarnata, ma ha preso parole, glicemia è andata a 600, l'ho visto con i miei occhi. Quindi nel diabete si considera solo la parte glicemica del sangue, ma è molto relativo, bisogna vedere tutto l'insieme. Però non mi preoccuperei più di tanto, mi preoccuperei avere uno stile di vita di un certo tipo, ecco, quindi senza entrare nell'ambito di Cousens e quant'altro,
perché sono tanto restrittivi. Qua può andare bene una persona ipersana che si alimenta in maniera perfetta e allora può avere valori tranquillamente sotto i 90 la mattina. No, mi è piaciuto il libro perché è molto scientifico. Quello che non ho trovato d'accordo, purtroppo è un libro scritto da un americano e ho cercato di crearmi da solo una dieta. È impossibile con quel libro lì crearsi una dieta, perché sono tutte cose americane, scritte in americano, erbe americane. Anche perché il rabbino Gabriel Cousins, che è un rabbino, sì, ha fatto la sua clinica da mega soldi. Sì. L'albero della salute. Ti curi, vai lì, gli lasci giù 15-20 mila dollari per una settimana, 10 giorni, è chiaro che si possono curare solo i ricchi. Io l'ho fatto per una settimana, abbiamo chiuso 8 diabetici in agriturismo. Io ero uno di quelli, non diabetico, però a momenti mi viene a me il diabete perché è stato alquanto duro, e abbiamo fatto quello che ha fatto Cousins in Patagonia, mangiato solo crudo per una settimana. Abbiamo visto dei risultati molto interessanti, però non se lo può fare a casa tranquillamente. Scusate, volevamo condividere con voi un appello, desidererei che fosse il mio amico Fabio a parlare. Sì, grazie Francesca, volevo ringraziare il signor Pamio per questa fantastica serata che spero ci apra gli occhi. Mercoledì c'è un vergognoso processo a un medico coneglianese che si chiama Roberto Gava. Allora questa sera con degli amici ho pubblicato sul mio profilo Facebook, mi chiamo Fabio Padovan, un appello, vogliamo arrivare a raccogliere 100 firme da spedire, potete far copia e incolla e mandarle all'indirizzo alla mail di Zaia perché intervenga, perché noi crediamo che il dottor Roberto Gava sia un grande ricercatore, un veneto di cui andare fieri e non una persona da processare. Grazie. Inoltre so che si stanno attivando per essere lì fuori come sostegno persone che arriveranno da tutta Italia, quindi chi lo desiderasse penso che possa anche esprimere la propria solidarietà con il dottor Gava, presentandosi e schierandosi in gran numero fuori. Non c'entra niente il discorso della regione, il discorso di libertà, di scelta terapeutica. Esatto. C'è libertà oggi? No, appunto. Però è bene che facciamo sentire anche i politici. Buonasera. Collegandomi alla domanda di Dario, quando ha iniziato la sua relazione ha parlato delle cause di morte degli americani. E io non sono americana, siamo italiani. Mi può dire le cause di morte principali degli italiani in Italia e se sa anche distinguere dal centro, dal nord al sud dell'Italia? Rispondo? Le stesse. Identiche. Riduci la popolazione di 4-5 volte, perché loro sono circa 300 milioni circa, le stesse cause di morte avviene in Italia. Prima causa di morte ufficiale di malattie cardiovascolari, secondo il cancro, terzo i farmaci. Ma non sono corrette, però il rapporto è il medesimo. Quindi il rapporto è il medesimo anche in Italia. Per causa di atrogeni in Italia, 240.000 mi pare delle malattie cardiovascolari e 170.000 al cancro. Ma non sono corretti, perché quelli del cancro sono morti di cancro o di chemioterapia? Le malattie cardiovascolari sono morti per infarto o perché avevano dei farmaci che hanno indotto? Quindi sicuramente certo. qui, i farmaci è uno dei primi posti, però è un discorso del filo di lana caprina, cioè non è che mi interessa portare e dire a me il primo piuttosto che il secondo. Le principali cause di morte, le prime tre: tumore, malattie cardiovascolari e farmaci. Che quindi sono interpretabili in base insomma, alla sua relazione, quindi è tutto interpretabile. Sì, no, è interpretabile il discorso che i farmaci sono la prima causa. È riconosciuto che la prima è malattie cardiovascolari, secondo il cancro, terzo sono i farmaci in Italia, esattamente come in America. Cambiano i rapporti perché qui siamo 16, un quarto della popolazione americana, ma i rapporti sono i medesimi. Lì 250.000 di farmaci, qua 50.000, quindi calcola 4-5 volte in meno, ma il rapporto è il medesimo. Queste sono le cause principali di morte qui in Italia, che poi variano giustamente da regione a regione, tra nord e sud c'è differenza, perché al sud si fanno anche meno esami, c'è un'incidenza di cancro per certi aspetti anche inferiore, perché ci sono meno esami rispetto che al nord, però
è un discorso che io non posso certo stare qui a disquisire perché mi servirebbe avere i dati in mano. Grazie. Grazie. Colgo l'occasione che ho il microfono. Sì, dopo passiamo il microfono, sì. però, No, faccio la domanda al nutrizionista, se così posso chiamare, no? No, non sei nutrizionista. No, io insegno nutrizione, il nutrizionista è un medico, un nutrizionista. Allora porto un parallelo. Ultimamente, 6 mesi a questa parte, alla domenica sera sul canale 16 c'è un non medico, anzi mi sembra che sia un giornalista, che si chiama Panzironi, che porta avanti una, non so se l'hai mai visto o mai sentito, Life 120, che mi ha completamente spiazzato, nel senso che lui dice che per star bene bisogna mangiare solamente, non bisogna mangiare pane, pasta, riso, carboidrati cosa anche, formaggi, eccetera. Alla mattina bisogna mangiare 2 uova, formaggio, prosciutto, eccetera. Io provo, sì, a mezzogiorno pesce o carne, alla sera pesce o carne. Ho provato per 20 giorni, ma mi sono autodevastato, devo dirlo veramente. No, un dato, scusate il termine, un dato significativo, il cerume dalle orecchie. È incredibile, è aumentato in maniera che io non ho mai avuto cerume. E catarro, cioè muco. No, qua siamo una serata scientifica, quindi penso che la gente non si impaurisca per 2 termini che sono normali comunque. E quindi la domanda era questa, ma com'è possibile? Siamo davanti, uno che vuole cercare di capire qualcosa, siamo davanti a una giungla, perché qua c'è gente che dice tutto e gente che dice il contrario di tutto. L'uomo della strada come si deve difendere? Bravo. Grazie. Grazie per la domanda. Cerume a parte, che ci sta comunque. Il problema qual è? Che se è fatta domanda e se anche la risposta tipo Marzullo, in giro c'è tutto il contrario di tutto. Quindi il mio consiglio, io non ho TV da tanti anni, quindi questo mi mancava, ecco, però sono abituato a qualsiasi cosa perché normalmente, a parte questo, Life 120, le conosco tutte. C'è chi dice che la frutta fa ingrassare, che bisogna mangiare carne da mattina a sera, diete iperproteiche, eccetera, eccetera. Io quello che porto avanti è un'altra completamente lontanissima anni luce e corrente, con il sottonome di igiene naturale, punto. Quindi io mi baso sulla frutta, che nel diabete è demonio, invece il diabetico deve mangiare la frutta in maniera mangiata corretta, deve mangiare tanta verdura cruda ma in maniera corretta, prima dei pasti per esempio, e poi cenare integrale, meglio senza glutine, senza esagerare, e poi proteine, io dico di origine vegetale, poi ognuno fa quello che meglio crede, ecco, in maniera corretta. Quindi io porto avanti quella che va sotto il nome di regime dissociato, una proteina alla volta abbinata sempre a una valanga di crudo per diminuire i danni, portare ossigeno, perché l'ossigeno viene portato solo dalla verdura cruda, e vitamine e minerali arrivano solo dal regno vegetale, punto. Il resto è un optional. Poi se uno vuole perdere 30 kg in un mese, fa la dieta iperproteica, fa la dieta Ducan, che già il nome è inquietante, Ducan, e che sfido che lui mangia in questa maniera qua. Tu perdi peso in un attimo, poi ti devasti. Questo è il risultato che ho visto con i miei occhi. Quindi informiamoci adeguatamente, c'è in giro. Il problema è che nel marasma, se uno non ha un attimo di paletti ben fermi, è veramente un casino, posso capirlo. Buonasera, sono d'accordo con quanto ha detto il dottor Pami. Io sono della rete nazionale che lotta contro i pesticidi, ne ha accennato questa sera appunto sul discorso dei fattori ambientali che devono essere prioritari per poter vivere, perché sono i bisogni fondamentali, oltre ad essere i beni comuni. Attenzione, perché l'acqua, l'aria, il cibo, la terra sono anche beni comuni. Ma il discorso che volevo portare è sul discorso dei pesticidi, che noi viviamo in un modo terribile, ansiogeno in questa zona, perché ci dobbiamo chiudere in casa, addirittura una specie di trattamento sanitario obbligatorio, quello che centinaia di famiglie devono fare quando ci sono gli spruzzi vicino a casa loro, è una cosa vergognosa. Volevo dire che però c'è tutta una, quello che a cui lei ha accennato questa sera,
c'è tutta una strategia delle case chimico-farmaceutiche che io ho denunciato in più siti, adesso uscirà anche un film che abbiamo tradotto in italiano dalla Francia, di France 2, e i nostri bambini in pericolo, manderemo in giro, anzi alla Francesca lo manderò certamente, poi lo pubblicizzerà, penso io. Le case farmaceutiche hanno un grossissimo conflitto di interesse perché i pesticidi li regalano, praticamente c'è 1 miliardo di interessi in Italia sul tema dei pesticidi, ma ci sono 100 miliardi di interessi, come ha detto il dottor Pamio, sulla medicina, sulle malattie. E sappiamo bene che sono le stesse case farmaceutiche che producono i pesticidi e i principi attivi delle medicine per curare le malattie che i pesticidi producono. Ecco il discorso che regalano certe cose perché il guadagno vero è altrove, è nella sanità. Ebbene, e chiudo tirando fuori un aneddoto vergognoso della nostra zona, perché ogni anno al Cerletti, quindi alla scuola di fitoiatria, diciamo, agricola di Conegliano, si fa un convegno interregionale fra più regioni del nord Italia, organizzato dalla provincia e dalla regione e dal CODI-TV, che è un'emanazione della provincia, va bene, che è un coordinamento difesa della fitoiatria. Ebbene, in questo convegno è sponsorizzato da 16 case farmaceutiche, chimico-farmaceutiche, che vanno a proporre i nuovi loro prodotti, i loro nuovi pesticidi ogni anno. Quindi siamo veramente in una morsa vergognosa e do come esempio positivo un caso. La Svizzera sta raccogliendo, attenzione, tutta la federazione svizzera sta raccogliendo firme su un referendum approvato dalla Corte federale svizzera che, se dovesse passare, va in Costituzione in Svizzera, che dice in poche parole, che saranno messe in Costituzione, che la produzione dei processi, la produzione agricola, la commercializzazione e l'importazione che conterrà pesticidi di sintesi, tutti i pesticidi di sintesi, sarà vietata. Quindi vogliono mettere in Costituzione il divieto di utilizzo in tutta la Svizzera dei pesticidi di sintesi. Grazie dottore e grazie Francesca. Grazie per il dottore, perché pochi associano, naturalmente in TV non lo sentirete perché le pressioni economiche, è ovvio, guardate chi fa le pubblicità nei giornali per capire chi li controlla, guardate le pubblicità in TV per capire chi controlla i media, e quindi mai si parlerà di celiachia, diabete di tipo 1, cancro, leucemie, Parkinson, Alzheimer, associato a situazioni di questo tipo, perché la celiachia nei bambini, c'è già anche il nome di un certo pesticida tristemente noto, glifosate della Monsanto, non faccio nomi, solo dite Monsanto, che adesso cambia anche nome, ecco, ma tanto non viene modificato in nessun modo le politiche portate avanti. Noi facciamo cambiare il mondo, ma se noi continuiamo a comprare i prodotti della Nestlé, della Monsanto, della Novartis, della Pfizer, loro continueranno a produrre perché? Perché i prodotti vanno via. Quindi nessuno ci dice, tranne poche realtà, come cito sempre Alex Zanotelli, questo padre comboniano, che dice: guardate che il potere politico non è mettere una crocetta su un'urna, che è una ridicolaggine proprio, abbiamo visto che è una pseudodemocrazia rappresentativa, è una dittatura mascherata. La vera democrazia, il vero status politico, segnale chiaro, è tutto quello che io compro da mattina a sera, i programmi che guardo e che non guardo. Questa è politica. Venire qua è stata una decisione politica. Potevate stare a casa tranquillamente, almeno il suo ribale, però avete fatto politica voi in questo caso qua. La politica è anche: io non compro questi prodotti, io vado a cercare altre cose, do il mio voto in termini economici a quelle ditte che lavorano bene, altrimenti questi continueranno a irrorare con milioni di tonnellate di pesticidi
cancerogeni, leucomogeni, teratogeni, cioè inducono malformazioni nei feti e inducono problemi di mutazione cellulare, ma nessuno dice niente perché va tutto bene. Quindi pensiamoci bene, quindi grazie, non potevo certamente parlare di tutto per l'argomento pesticidi, cioè di chimica ambientale rientra in un processo altamente pericoloso che ci riguarda tutti. Bambini in primis, perché i bambini sono gli esseri più sensibili in quanto in crescita rapida, ma riguarda naturalmente anche tutti gli adulti. Quindi viene da sé dove uno dovrebbe in qualche maniera andare a acquistare i prodotti alimentari, evitando il più possibile la chimica di sintesi, che è chimica mortifera. E mi fermo qua perché potrei finire dopo domani. Allora, io vorrei accennare a un punto di vista che forse non è molto popolare. Sì, volevo accennare a un punto di vista che forse non è molto popolare. Cioè, è semplice relativamente, dunque, prima di tutto sono perfettamente d'accordo con te e con tutto quello che hai detto, eccetera. Tra l'altro sono meno famoso di te, ma faccio anch'io propaganda di questo tipo con la mia associazione. Non si sente niente. Non so, allora devo mangiare più vicino, devo parlare più vicino, sì. Cioè devo mangiare il microfono. Su quello bianco, ok, benissimo. Allora, stavo dicendo... praticamente c'è questo, c'è anche da domandarsi, ma perché la gente si beve tutto quello che gli viene dato come qualcosa di sano? Cioè, è chiaro che c'è un difetto nella forma mentale nostra anche, perché ormai la diffusione di determinate cose è abbastanza, insomma. Io penso a 40 anni fa, quando ho cominciato a occuparmi di medicina naturale o comunque di alimentazione naturale, erano segnati a dito quelli che entravano nei negozi di alimenti biologici, no? Ecco. Adesso le cose sono completamente cambiate e questa informazione gira dappertutto. Come mai ancora c'è un livello così alto di credulità in media della gente? Ecco. C'è una ragione molto, molto ovvia, secondo me, che però mette in crisi tutto il nostro sistema di vita, perché questo è il punto. Non è solamente il problema né di alimentazione e neanche di questa macchina che tu hai descritto molto bene, fatta per farci ammalare e per far guadagnare soldi alle multinazionali. È che l'uomo è stato finalmente ridotto a uno schiavo. Molto di più di quello che erano gli schiavi ai tempi dei Romani, voglio dire, o anche nell'Ottocento dove venivano presi gli africani e portati in America. Ormai siamo definitivamente schiavi. Perché? Perché non sappiamo di esserlo. Questo è il punto, secondo me, e questo è un punto estremamente importante. Tra le altre cose, anche quella piccola categoria di schiavi, molto piccola, che si chiama padroni, che sono schiavi anche loro, perché padroni, che sono schiavi perché altrimenti ecco, se non avessero, sono schiavi degli schiavi, in poche parole, ecco, anche se stanno meglio di loro, però, ecco. Questa categoria di persone, praticamente anche loro si stanno accorgendo che tra un po', cioè sono riusciti assolutamente a ridurci praticamente tutti a degli schiavi, perché agendo sulla mente, questo è il fattore fondamentale. Infatti anche il Dalai Lama dice: io mi preoccupo relativamente dell'inquinamento in senso fisico, mi preoccupo soprattutto dell'inquinamento mentale. Ecco. Volevo, non perché non sono perfettamente d'accordo con quello che tu dici, ecco. Però, ecco, esatto, allora volevo porre l'accento su questa cosa qua. Noi dovremmo anche preoccuparci di imparare questo, che non esistono solo schiavi e padroni. L'uomo è stato costruito da qualcuno per essere libero. Ecco. Per fare una valutazione che ha varie basi, direi relativamente scientifiche per quanto si possa fare, si può dire che gli uomini liberi su questa terra sono al massimo un 5% della popolazione. Ecco, io invito tutti a diventare uomini liberi. Come si fa? Non è solo una questione di studiare. Bisogna smetterla di ascoltare quello che viene da fuori verso dentro e ascoltare anche quello che viene da dentro verso fuori. Ma non basta, bisogna farlo nella maniera giusta. Ecco, esiste un qualche cosa che si chiama scienza spirituale,
che lo insegna da decine di migliaia di anni, che non c'entra niente, spero di non offendere nessuno, con le religioni, okay? Che sono invece molto spesso il sostegno di strutture di potere economico e di tutte queste cose qui. Ho finito. Qualche altra domanda? Qualche altra domanda? Sì. Rispondo a questa considerazione che mi trovo perfettamente d'accordo, c'è poco da fare. L'inquinamento di tipo mentale, emozionale è certamente funzionale, perché quando tu crei schiavi che non sanno di esserlo è il non plus ultra per il sistema, perché uno non fa niente, perché pensa di essere libero ma non lo è, quindi che cosa ti metti a fare? Metti i fiorellini nella finestra della cella, come dici, vanno agosti e sono perfettamente d'accordo, ecco, anche perché come dice lo schiavo non è quello che ha la catena al piede, ma è quello che non è in grado di immaginarsi la libertà, e sono perfettamente d'accordo. Però devo spezzare una lancia in favore perché io lo tocco con mano, del risveglio delle coscienze. Noi in TV vediamo tantissimi, ma proprio tantissimi, alberi che cadono, che sono quelli che fanno casino, ma foreste che crescono non le vediamo in TV, per cui io l'ho eliminata da tanti anni e sono rinato proprio, anche spiritualmente. E non le vediamo perché per il sistema noi dobbiamo solo vedere le catastrofi, gli alberi che cadono, e sono sempre quelli che fanno più rumore. La foresta che cresce non fa nessun tipo di rumore. Però io, toccando con mano da parecchi anni, sono molto fiducioso, anche perché sennò mi prenderei a briga di andare in giro a cosa fare. Se la situazione fosse dentro il baratro, ci siamo arrivati, non è che sia. Però il lato positivo è che c'è un grandissimo numero di persone che stanno risvegliandosi a livello di coscienza. Io lo vedo come in tutti coloro che obiettano le vaccinazioni, tutti coloro che escono dai protocolli ufficiali nell'ambito oncologico. Ed è perché lo vedo, perché il sistema sta attaccando, mai attaccato così come nell'ultimo periodo, e quindi quando l'ombra cresce è perché è cresciuta la luce, ma da Vespa non vediamo la luce, vediamo la tenebra. Quindi noi vediamo la meningite, quello che si è morto di meningite, l'altro che è morto di Ebola, e tutta propaganda del miglior Goebbels nazista. Questo è quello che ci fa vedere in TV. Io tocco con mano, e i miei corsi ormai sempre di più in crescita, senza fare tanta pubblicità, ma proprio minimo, è la gente, il passaparola, gente che capisce, ma ascolta, è possibile che comunque si continua a morire di cancro, terapie e cancro, è impossibile che c'è qualcosa che non torna, e questo sta risvegliando, che dal punto di vista spirituale c'è un grandissimo risveglio. Sull'ambito dell'aspetto spirituale sono perfettamente d'accordo, ognuno deve trovare il proprio ambito, ma siamo qui per evolvere, c'è poco da fare. Questa è la scuola per noi, dal punto di vista spirituale, quindi io consiglio sempre un cammino di tipo spirituale, che dopo ognuno ritrovi nella propria anima quello che più risuona, va bene. L'importante è capire che siamo qua per migliorarci, per evolvere, quindi facendo anche errori, però per cercare di andare avanti in questa scuola, come mi piace definire l'esperienza terra, una scuola che siamo qua, punto. Siamo ripetenti, ripeteremo alcune situazioni finché non comprenderemo e andremo avanti nel miglioramento. Però per chiudere la tua domanda, che ci sta benissimo perché è perfetta, anche perché non potevo occuparmi di tutto questa sera, quindi dai pesticidi all'aspetto spirituale sono tasselli fondamentali, ma ci stiamo andando avanti, è lento il processo, io lo vedo nella scienza, escono studi che stanno minando la struttura dall'interno. 2 vengono portati, nel libro ne ho citati tantissimi, studi che dicono esattamente il contrario di quello che ci dicono a livello ufficiale. Studi ufficiali, quindi vuol dire che si stanno creando delle anomalie nel sistema, che tra poco il sistema salta, il sistema cambia, si cambierà il paradigma, non sarà certo domani, servirà il tempo che serve, ma alla fine il paradigma cambierà. Noi siamo partecipi, lo vedremo il grande cambiamento. Tutto parte dall'evoluzione della coscienza individuale. Quindi comprendere che c'è qualcosa che non torna, intraprendere un percorso di evoluzione,
spirituale, chiamatelo come volete, per cercare di migliorare quello che è la nostra esperienza in questo piano. Questo è il mio personale parere. Quindi grazie per la domanda, perché ci sta proprio a fagiolo. Ma grazie, ma voi dovete portarmi a casa qualcosa, mi auguro, che anche se un libro non è fondamentale, e naturalmente è una battuta di diritto, ecco, e mi auguro che vi portiate a casa qualche informazione in più in modo tale da mettere in discussione il sistema, ma non discussione fine a se stesso, perché punto è così. Cerchiamo di andare al di là delle apparenze, al di là di quello che vediamo e sentiamo in TV, nei giornali, perché c'è tantissimo che non ci viene detto, e non ci viene detto appositamente. L'uomo schiavo è un uomo manipolabile, l'uomo malato è manipolabile. Perché vengono fatti i vaccini? Solo per un discorso economico? No. I vaccini predispongono a squilibri del sistema immunitario, quindi le persone saranno più facilmente accalappiabili tramite la malattia, perché nella libertà, che anche uno che è in prigione è un uomo libero, perché è una caratteristica intrinseca, spirituale, individuale, ma è chiaro che se uno è deflagrato dalle patologie indotte, è difficile per quell'uomo trovare la propria libertà interiore e anche esteriore. Quindi l'obiettivo di certe forze, perché bisogna parlare di certe forze che stanno lavorando oggigiorno, è quello di controllare le masse tramite la malattia, tramite l'alimentazione, tramite gli OGM, tramite l'economia, eccetera, eccetera. Quindi, compreso questo, noi dovremo, usando il condizionale, capire cosa possiamo fare. Innanzitutto informarsi, perché tramite l'informazione, che non deve essere fine a se stessa, cioè a livello culturale, perché rimane qua, l'informazione deve essere metamorfosata dentro di noi e soprattutto resa operativa. Non serve a niente che io sappia 1000 libri se io non li vivo, non serve a niente che gli parli al Signore di come uscire dal diabete, che si può senza problemi, una passeggiata nelle vedi tipo 2, e lo dico per esperienza, non mi direte perché io sono sano, oddio, apparentemente sano, non facendo esami, però ho visto e sto vedendo sempre più persone che buttano via farmaci, insulina, e lo fanno loro naturalmente, ma io lo vedo in pratica. Cioè io lo vivo la mattina a sera, che ne parlo per esperienza, non perché l'ho letta nel libro. Ecco, quindi l'informazione sì, trasformata, metamorfosata se mi risuona, o colgo quello che non la coglie, il resto butto via, ma poi devo renderla operativa. Adesso è il periodo dell'azione, non serve a niente, io so, sì, celiachia, e dopo vado al supermercato, al Prix, al discount, e prendo roba 8x3, 3x7. Devo iniziare a capire che quello che metto dentro, sotto forma di aria, acqua, cibo, emozioni, aspetto mentale, diventerà poi parte di me. Quindi non posso lamentarmi se continuo a mangiare spazzatura, dopo lamentarmi che inizia a avere qualche problematica a un organo, piuttosto che un apparato, piuttosto che nell'aspetto psichico. Devo fare una mea culpa. Da qui viene la discriminante di fare cosa possiamo fare. Capiamo che il nostro stile di vita dipende da quello che mangiamo, da quello che diciamo, da quello che pensiamo, da quello che sentiamo, da quello che beviamo e come ci muoviamo. Questo denota l'essere umano, quindi è chiaro che vado a lavorare. Certo, lavorare su tutti i piani è complesso. Parto da uno e poi pian piano cerco di muovermi negli altri aspetti. C'è chi gli viene più facile partire dalla risata, benissimo, alcalinizza, cioè, quindi ci prepari in un terreno, ci predisponi in un terreno sicuramente della salute, perché la malattia è acida, sempre in terreno acido, mentre quando mi alcalinizzo mi metto nelle migliori condizioni di... Uno può partire più dall'aspetto spirituale, uno parte dall'alimentazione, però cercare di trovare un equilibrio. Non siamo monodirezionali come purtroppo vedo, c'è chi è materialista, solo alimentazione, e trascura gli aspetti emozionali, spirituali, mentali. Non va bene. Oppure abbiamo lo spiritualista, tutto nei piani alti, e il corpo diventa una latrina. Non ci siamo neanche là. È un giusto equilibrio. È un giusto equilibrio, quello che ci porta e ci predispone nelle migliori condizioni di. Poi karma, non karma, ecco, cerchiamo di fare quello che possiamo fare, e vi posso assicurare che si può fare tantissimo. Il punto è, vogliamo sganciarci da un certo sistema, vogliamo diventare un peletto più liberi, iniziare a pensare in maniera autonoma, non pensare quello che ci dicono di pensare, o di dire, o di fare,
guardiamo le trasmissioni, ci dicono, sì, mangiare bacon a mattina e uova alla dieta anglosassone, che sono deflagrati, gli anglosassoni, queste diete veramente assurde, però la sentiamo in TV è verità, TV non può dire bugie. Quindi io ascolto, faccio, mi trovo il cerume che parte dalle orecchie, mi è sparato fuori, poi ne pago lo scotto, ma è un'esperienza certamente anche questa. Quindi cerchiamo di valutare anche bene quello che ci viene detto e trovare quello che più ci risuona, non perché l'ha detto Tony TV o Bortolo, ma perché sento che c'è qualcosa che quando ho iniziato a occuparmi di igiene naturale nell'ambito alimentare mi è risuonato un campanello dentro enorme e l'ho portata avanti come sulla mia pelle l'ho provata prima, ho visto i risultati, poi il tramite agli altri. Ok? Ci sono domande, se no ci salutiamo. Sì. Sì, mi chiamo Dennis e seguo da parecchi anni il sito Disinformazione e apprezzo molto le informazioni che vengono date. Mi piace informarmi, mi piace sapere, mi rendo conto di non sapere e quindi mi piace molto sapere in generale, anche dal punto di vista anche salutistico. E una persona vicina a me cara ha un carcinoma alla vescica di primo grado infiltrante e come cura, protocollo, gli è stato proposta e sta facendo il secondo ciclo di lavaggi di chemioterapia alla vescica. Io con le mie idee, con quello che mi sono informato, non condivido e prenderei altre strade. Da un tuo punto di vista, da quello che sei informato, che sicuramente sei molto più informato di me, potresti darmi qualche delucidazione? Perché ho visto in internet su un sito che parlavano di lavaggi alla vescica col bicarbonato. È una cosa che può avere qualche valore, qualche valenza o è una cosa buttata là, campata là? Se riesci a darmi qualche informazione l'apprezzerei. Sì, grazie. molto generica, primo perché non conosco la persona, secondo posso dirti dimenticati di poter aiutare in senso lato, cioè profeti per felpate, te lo dico per esperienza, tu la tua esperienza, perché per lei male questa persona qua sente e ha dovuto fare quel tipo di percorso perché gli risuona ed è giusto che sia così. Chiusa questa parentesi doverosa, perché va sempre rispettato quello che è la volontà del singolo individuo, anche perché se tu gli fai fare altri percorsi e questa persona non li risuona, ti leghi in maniera anche molto pericolosa. Detto questo, ci sono tanti sistemi nell'ambito, a prescindere dall'organo. Uno è alcalinizzare tramite il bicarbonato, quindi non è fantascienza. Il tumore, cioè il tumorale viene un pH 5.5 che è acido, l'equilibrio è 7, quindi 5.5 è parecchio acido. Nel momento in cui tu alzi il pH col bicarbonato o con altre sostanze alcalinizzanti, lo porti oltre 8, 8,5, le cellule tumorali non finiscono di fare il loro percorso, diciamo così. Il problema del bicarbonato è che deve essere messo in maniera diretta, cioè se è nello stomaco lo puoi bere, se è la vescica devi fare dei cateteri perché non puoi berlo, perché ora che arriva la vescica perdi la stragrande maggioranza, quindi dovrebbe essere fatto tramite un catetere interno direttamente nella vescica. Questo è l'unico inghippo che ha il bicarbonato quando riguarda organi interni. A organi più diretto contatto va benissimo. Io se dovessi mai avere un tumore allo stomaco perché faccio un incidente stradale e me lo diagnostico, perché certamente non vado a cercarlo, farei col bicarbonato di sicuro in primis. Poi farei anche altre cose, però in primis col bicarbonato. Funziona o non funziona? Non so. Quello che so io nell'ambito di testimonianze funziona, ma non c'è la cura che funziona nel 100% dei casi, perché non funziona né la chemioterapia, se vi dico la sopravvivenza a 5 anni, vi faccio andare via storti, per cui non ve lo dico, ma ci sono i dati che parlano chiaro che non esiste nessun tipo di protocollo che ha risultati nel 100% dei casi, che sia metodo Ibella, che sia metodo Gerson, che sia bicarbonato. Non funziona con tutti, anche perché il tumore non è qualcosa così che riguarda la persona nella sua globalità di corpo, anima e spirito, quindi va sempre visto nell'individualità, punto. È sempre un disagio che poi si manifesta nel corpo. Certamente se uno va avanti nel fisico lavori con l'alimentazione, col digiuno, col metodo Gerson, col metodo cosiddetto Simoncini, quello del bicarbonato, che non ho scoperto nulla perché già la medicina ayurvedica contemplava il bicarbonato nell'ambito tumorale, 5.000 anni or sono.
Simoncini è stato bravo nell'ambito di, in quanto medico oncologo, di provare a sperimentare, nonostante la sua visione è tuttora inquadrata nell'ambito oncologico, però almeno provare con il bicarbonato di sodio. Qual è il problema? Che costa 2 euro al chilo? Anche per poi fare i protocolli oncologici, anche se in America li stanno sperimentando. In America Simoncini è abbastanza considerato qui, vabbè, l'hanno radiato, probabilmente anche incarcerato se si fa vedere sopravvive in vari paesi fuori dall'Italia, eccetera. E questo è il livello di chi va fuori dai protocolli ufficiali. Radiazione, carcere, vedete Hammer, tanto per dirne uno, e tutti gli altri, per cui Rossaro e Gava nell'ambito vaccinale. Quindi l'accanimento è incredibile, oggigiorno è veramente incredibile l'accanimento nei medici. Il medico non è libero di scienza e coscienza di intraprendere un percorso se il suo assistito lo vuole, perché? Perché se succede qualcosa gli danno 1 anno e 6 mesi, come al dottor Rossaro, che ha seguito le volontà di un paziente come fossi io. Dico: guarda Paolo, non voglio fare chemio, ho visto mio papà morire di cancro, così è capitato, non voglio fare la stessa fine. Sicuro? Sì, seguimi. Il problema è che 1 anno e 6 mesi di carcere per omicidio colposo, perché le cose poi non sono andate come suppressione poi dei parenti esterni, l'illetto parenti serpenti non è fantascienza, nell'ambito poi di queste patologie i parenti hanno un ruolo estremamente importante. C'era un caro amico medico che molto aperto, che seguiva medicina germanica, e mi diceva: quando mi viene un paziente con il cancro, io faccio venire l'intera famiglia, perché il problema è là. Io sono rimasto: oddio, questo è pazzo. Dopo ho capito che c'è qualcosa di vero. Non è che il tumore è la famiglia, però ci sono delle dinamiche che, se non vengono affrontate, se non hai il supporto familiare, è tanto dura. Se si vanno visti dire tanto dura, nel senso che è difficile venirne fuori se non hai il supporto, e quindi tante volte manca proprio il rispetto. Guarda, io non accetto quello che tu hai fatto, ma rispetto la tua scelta e faccio di tutto per poterti aiutare. Questo dovrebbe essere un gesto di amore incondizionato. Purtroppo non è mai così. Quando uno esce viene addirittura attaccato dai propri parenti, invece di dire: aiutami, sostienimi in questo momento di difficoltà. Cioè, hai il tumore, magari stai facendo terapie, ti costano, perché tutto quello che va fuori te le paghi, e in più vieni anche magari attaccato, sbeffeggiato, per non dire di più, in famiglia. Cioè tu devi lavorare 3-4 volte di più per venirne fuori. Cioè, siamo a questi livelli qua, purtroppo oggigiorno, però le cose stanno cambiando e il sistema sta tremando, sempre più gente sta uscendo dai protocolli, questo è un danno economico. Ecco perché l'accanimento, i vaccini, sempre più genitori stanno dicendo: ma forse dipende, vorrei informarmi meglio. No, c'è una scadenza, devi portarmi il tuo bambino di 70-80 giorni di vita, devo inoculargli l'idrossido di alluminio, formaldeide che è cancerogeno, e i vari adjuvanti nanoparticelle. 80 giorni di vita, non è che stai immunitario? Sì, ma lo facciamo per la sua salute. In Italia sono 4 obbligatori, in Veneto nessuno è obbligatorio, ma in Italia 4 e me ne iniettano 6. Come, scusate? 6 o 7, dipende se hanno l'esavalente o l'eptavalente. Cioè, sono 4, tu me ne dai 2 o addirittura 3, perché la mentalità è 2 per 3, 3 per 2. Ok? Come al supermercato, siamo a questi livelli qua. Però, nonostante quello che ci fanno vedere in TV, la coda delle persone a farsi il vaccino a meningite, propaganda, sicuramente ci sono, ma la realtà è che sempre più gente si sta svegliando. Ed è questo che fa terrore al sistema. È il risveglio delle coscienze, non è tanto il fatto di comprare questo piuttosto che quell'altro, è quando una coscienza si sveglia diventa un uomo libero. Questo è deleterio per la Monsanto, la Pfizer, la Roche, la Novartis e compagnia briscola, deleterio. Parlo solo di quelle nell'ambito alimentare, chimico-farmaceutico, tanto sono tutte interracciate, però ci mettiamo dentro tutte le più grandi corporation che stanno controllando la vita, vorrebbero controllare la vita di miliardi di persone. Ecco, quindi il risveglio delle coscienze è la cosa più deleteria per l'attuale sistema. Ultima domanda, chi è la fortunata? Buonasera, non è proprio una domanda, anzi mi ha anticipato col discorso dei vaccini. Attualmente appunto in Veneto non sono obbligatori,
velatamente, nel senso che c'è stata una recente delibera regionale che impone una soglia minima per l'accesso agli asili nido e alle scuole materne. Io faccio parte di un'associazione, l'Associazione Corvelva, che si sta adoperando per difendere la libertà di scelta in Veneto, e quindi lo metto anche appunto a vostra conoscenza se volete essere con noi in questa lotta. Sappiamo che comunque la rotta del Ministro dell'Istruzione è quello di renderli obbligatori, che prima o poi sappiamo che arriverà. Noi comunque siamo un'associazione molto attiva. A seguito della delibera abbiamo già incontrato l'assessore Coletto. Non ci hanno dato ovviamente grandi risposte, ci ha solo garantito che sembrerebbe una delibera per tenere buoni capra ai cavoli e non dovrebbe essere escluso nessun bambino. Comunque fa di stato che fino a settembre non si saprà. Niente. Quindi abbiamo anche una pagina Facebook, se siete in Facebook, si chiama Corvelva, no obbligo vaccinale Veneto. E da lì potete seguire tutte le nostre azioni che andiamo a fare per tutelare la nostra libertà di scelta. Quindi te conosci il motto di Ferdinando Donolato? Scherzi a parte, se abbiamo questa margine di libertà in Veneto, finché non arriverà, secondo me comunque non arriverà, almeno quello che mi auguro, e comunque se è fatta la legge trovata anche l'inganno, perché ecco, si può andare a puntare, creare micronidi privati, donne in pensione che magari fanno il babysitter, tengono i bambini. Io per esempio il mio bambino lo metto in un micronido perché gli fanno un'alimentazione vegana, biologica, senza glutine, tanto per capirci, ecco. Quindi vedete che cosa si fa nel momento in cui uno sa come muoversi, e nel momento in cui ci saranno queste problematiche si troverà anche in qualche maniera anche la soluzione per ovviare a qualcosa che va contro le libertà e contro la Costituzione, perché tu non puoi impedirmi, visto che tra virgolette è d'obbligo, non è la scuola d'obbligo, perché ci dicono che la scuola non è d'obbligo, l'istruzione è obbligatoria, perché uno non può non mandare a scuola e tenerlo a casa. Infatti c'è l'homeschooling che lo conferma ed è legalissimo. Però è chiaro che sono furbi dove vanno a lavorare, in quelli dove non c'è l'obbligo, negli asili non è considerata scuola dell'obbligo, quindi sono talmente subdoli che vanno a lavorare lì, quindi fin dall'inizio, per creare quel panico, e quindi i genitori che non sanno, che non si informano, sono presi dal panico, e quindi poi non sapendo leggere e scrivere vanno a fare i vaccini, dopo magari si trovano un bambino con qualche danno, magari irreversibile, come ho visto io con i miei occhi. Purtroppo più di qualche volta il Corvelva aiosa, quindi sostenete anche queste realtà che sono importanti, perché come vi dicevo, se in Veneto abbiamo la moratoria dal 2007, grazie all'associazione Corvelva e a un politico col figlio danneggiato, senza fare nomi, però grazie a realtà che lottano in senso lato, cioè comunicano, perché sono per la libertà, non è vaccini no, chi vuole fare li faccia, ma chi non li vuole fare deve essere libero di non poterlo fare. Okay? Oggi quello che sentiamo è veramente parossistico, sono i bambini non vaccinati che sono gli untori, quando il bambino appena vaccinato, che è molto pericoloso, ci sono studi medici che lo confortano e lo confermano. Il bambino appena vaccinato a livello di pelle e di mucose, siccome gli hanno appena inoculato virus attenuati, addormentati e aggiuvanti vari, per parecchie settimane pullula la pelle e le mucose di virus. Quindi i veri untori sono i bambini che sono appena stati vaccinati. Tanto per chiudere una parentesi veramente assurda, che però la maggior parte non conosce, e quindi noi leggiamo bambino non vaccinato è l'untore, no, quello che porta la peste bubonica, che può far crollare il mito, perché scusa, ma i vaccini servono o no? Se mio figlio non vaccinato te fa venire la malattia infettiva, ma i vaccini coprono o no? La realtà è che ci stanno raccontando una serie
di baggianate, dalla soglia alle gregge, che già dovrebbe farci riflettere perché ci considerano un bel po' dei pigoroni, perché l'effetto gregge sta crollando, è che non ve lo dicono. Guardate in certe scuole private tipo Waldorf, ma tanto per dirne una, la soglia è bassissima di copertura, bassissima, altro che il 95%, secondo me arrivi sotto anche il 60% nelle scuole di un certo tipo, eppure non ci sono epidemie. Ma questo non ve lo dicono perché crollerebbe il mito dell'effetto gregge. L'effetto gregge è perché ci considerano dei pecoroni e per mantenerci quel valore sotto il quale scatterebbero le epidemie. Non è così, perché non ci sono le epidemie, nonostante siamo molto sotto in alcune realtà private, come certe scuole, ma molto sotto. Io ho già parte dei miei amici non hanno vaccinato, e adesso i bambini piccoli, adolescenti e addirittura anche 20-30 anni e anche 40 anni, quando sono stati proprio gli antesignani. Dove sono le epidemie di... Qui ci stanno raccontando una serie di fregnacce, però dette in TV, dette bene dal virologo di turno che viene sempre messo lì nei teatrini, sembra che ci siano le epidemie di meningite. Perfino l'OMS è intervenuto a dire: guardate che non c'è l'epidemia. Tu leggi i giornali, ti viene veramente l'idea di fare una vaccinazione che non si sa mai. Io parlo con un bambino piccolo di 19 mesi, ok? Ci stanno prendendo in giro da tutte le parti, quindi sta a noi evitare i giornali, chiudere la TV se non per guardarci un bel film e cercare di informarsi in maniera corretta, magari da altre parti, ok? Quindi vi ringrazio, spero sia stato interessante, mi auguro. Grazie a Francesca per l'invito. Ringraziamo Marcello, ringraziamo anche Daniele e noi spero di rivedervi tutti il 13 aprile. Grazie.